e coloro che sono collegati da remoto. Dopo i preliminari possiamo assolutamente cominciare questo seminario, questa tavola rotonda intitolata Sistema sanitario e salute nelle montagne venete nei tempi dell'evento Vaia e del Covid-19. Ecco, con l'iniziativa odierna la Fondazione di Storia conclude un anno molto intenso di attività scientifiche e attività editoriali, destinate tutte in varia forma naturalmente alla ricognizione, all'esplorazione della storia della montagna veneta, anzi più esattamente storia delle montagne venete. Andiamo dall'Alta Lessigna all'altopiano di Asiago, al massiccio del Grappa e poi sino alle Alpi Feltrine e alle Dolomiti e Bellunesi. Quindi è un quadro montano molto ampio e diversificato, per questo noi preferiamo usare il plurale, le montagne. Ma non è solo la storia delle montagne della Prima Guerra Mondiale a oggi, è anche una riflessione sulla situazione attuale, cronaca, attualità potremmo dire. In altri termini desideriamo portare a immersione, cioè concentrare la nostra attenzione sulle grandi sfide che oggi le nostre montagne, il nostro altopiano, il Bellunese o la Lessigna ci pongono. Ecco, perché siamo di fronte a dei problemi estremamente importanti, di portata enorme. Pensiamo ai cambiamenti climatici che tutti noi sperimentiamo oggettivamente. Pensiamo anche allo sviluppo economico nelle montagne, che non può avere la dimensione e lo standard di uno sviluppo economico in pianura. Anche questa è una questione estremamente significativa. La questione demografica, spopolamento, marginalizzazione delle popolazioni. Ritorno anche alle valli, alle contrade, di una specie di rigenerazione e recupero di quanto negli anni trascorsi o nei decenni trascorsi era vivo. E poi l'altra questione che abbiamo affrontato parzialmente in questa sede, ma che affronteremo anche l'anno prossimo, il tema del governo del territorio e delle politiche pubbliche di rango regionale. Ecco, questi sono dei grandi temi. Tutte le iniziative di quest'anno si svolgono nel cosiddetto, questa è la formula, ambito dell'accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall'evento Vaia in memoria della Grande Guerra. E la Fondazione è risultata vincitrice appunto di questo bando, naturalmente unitamente ad altre istituzioni, anche a delle municipalità, ma è stato molto apprezzato il programma che abbiamo presentato. Sinora abbiamo organizzato una decina di seminari, convegni e tavole rotonde, ne cito soltanto alcuni perché sono caratterizzanti, emblematici anche della sensibilità della Fondazione. Ad esempio il ruolo dei sindaci nelle terre o nelle montagne o nelle valli colpite da Vaia. Il loro intervento è stato estremamente significativo perché ha aiutato tutti noi a capire i momenti dell'emergenza, dove per la verità i sindaci non si sono sentiti soli, piuttosto la solitudine è subentrata in un secondo momento dopo l'emergenza. E poi ancora, in un altro seminario abbiamo concentrato l'attenzione sulle nuove sfide per il benessere dell'altopiano di Asiago. E ancora, dato che abbiamo ricordato il centenario di Mari Rigoni Stern, anche qui la questione della montagna è stata molto presente nella nostra iniziativa. L'altopiano nell'anima, così abbiamo intitolato il seminario. Quando parliamo di montagna o di montagne, il turismo è d'obbligo, ma com'è stato e come dovrebbe essere il turismo? Ancora un turismo di massa che consuma o un turismo, chiamiamolo, anche se non mi piace molto l'aggettivo sostenibile, o altri dicono un turismo leggero o un turismo emozionale. Ecco, questi sono gli argomenti che abbiamo visto, come poi una riflessione molto significativa con il coinvolgimento di Veneto Agricoltura sullo stato delle foreste e del settore forestale nel Veneto.
e per avviarci alle settimane trascorse, insegnare in quota. Insegnare in montagna, nelle valli, non è la stessa cosa che insegnare in pianura. Ecco, qui la testimonianza anche del professor Lucio Spagnolo può essere significativa. Insegnare in quota, cosa significa? Abbiamo avuto una presenza anche di dirigenti di istituti tecnici professionali, i quali hanno portato la loro esperienza. E poi, dato che noi amiamo anche un'analisi comparativa, c'è stata, come dire, una retrocessione nel tempo. Abbiamo parlato della peste nell'altopiano di Asiago nel 1630-31. Ecco, e abbiamo sottolineato singolari parallelismi. Si chiamava diversamente, ma i ristori c'erano anche in occasione di questa peste. Lockdown c'era, le porte erano inchiodate, ma di fatto è un parallelismo molto significativo. Ecco, sono temi che ci appassionano perché crediamo che l'esame comparativo sia estremamente arricchente per lo storico e per coloro che si avvicinano a questi temi. E oggi, invece, a conclusione di questo cammino intenso e anche fecondo, affrontiamo la questione del sistema sanitario e salute. Conosciamo la realtà nella quale siamo immersi, la realtà che soffriamo, quella del Covid. Ecco, allora cerchiamo di capire qual è la situazione, soprattutto nell'altopiano di Asiago, ma con uno sguardo che va anche a Bellunesi. Infatti ci sarà un intervento del collega Maurizio Busatta. Il tema della medicina, il tema della salute ha sempre accompagnato la storia della comunità piccola o grande, e tutto questo in modo significativo. Ma va sottolineato che ha contribuito anche alla formazione di una mentalità, di una modalità stessa di convivenza nella comunità e nelle pratiche quotidiane. Ecco quindi che attorno a questi nuclei tematici è organizzato il presente progetto relativamente alle nostre montagne. Perché la salute, lo sappiamo, lo sperimentiamo, nella sua dimensione collettiva viene considerata uno dei beni primari della società e come tale è oggetto di azioni organizzate a livello pubblico, in particolare nei paesi occidentali, direi del mondo occidentale. E l'esperienza pandemica ha rafforzato la consapevolezza di quanto importanti siano i legami tra il singolo e la comunità, anche su questo tema specifico, tra ambiente ed ecosistema del nostro pianeta. Quindi la salute pubblica è davvero il luogo centrale, insostituibile, dell'incontro anche di elementi valoriali che sono differentemente presenti nella comunità. Ecco, la salute, ma qui io mi addentro in un tema che non è mio, lascio immediatamente la parola ai cortesi e graditissimi ospiti. La salute è stata definita un prodotto dinamico, ecco, e quindi assoggettata anche a una molteplicità di fattori e di condizioni che coinvolgono sì la medicina, ma coinvolgono anche l'economia, coinvolgono la politica, coinvolgono l'etica. Interessante questa, è una speciale contaminazione dei saperi che a vario titolo sono tutti inerenti alla salute. Ecco, anche oggi, ma le iniziative che abbiamo organizzato, abbiamo svolto in quelle che ci accingiamo a organizzare per l'anno prossimo, c'è sempre un approccio interdisciplinare. Ecco, credo che questo sia l'aspetto sul quale noi puntiamo molto. Ecco, quindi non soltanto politica, non soltanto medicina, non soltanto economia, ma in una commistione produttiva e generativa di altre iniziative. Ma l'aspetto interdisciplinare per noi è importante. Nel ringraziare allora nuovamente i colleghi, lascerei la parola alla dottoressa Silvia Vigna, che è dirigente dell'unità operativa monitoraggio e controllo dei piani sociosanitari della Regione del Veneto. Grazie, dottoressa. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, lo dico sinceramente perché il tema sanità in montagne è sicuramente un tema ambientale personalmente e penso soprattutto che necessiti di molto confronto.
sono tra le istituzioni, in questo caso, e le comunità. L'altro motivo per cui ringrazio è anche quello dell'occasione di parlare di Covid, che sembra una banalità visto che siamo assolutamente oberati da informazioni relativamente a Covid, ma anche se non siamo ancora fuori da questa fase, penso sia veramente importante cominciare a rileggere quello che è successo e a cominciare a imparare dagli eventi per poter uscire migliori da questa situazione. E l'ultimo ringraziamento è anche per i temi di questo incontro, perché penso che sia molto importante quando si parla di sanità, quando si parla di sanità nelle montagne, partire dagli aspetti epidemiologici, e quindi ringrazio anche di questa attenzione, perché se non si parte dai bisogni è difficile poter parlare di risposte e di organizzazione. Il mio intervento si sviluppa su 3 macro temi. Il primo è un accenno a quella che è la programmazione sanitaria pre-Covid, perché i meccanismi per cui si instaurano delle decisioni organizzative hanno delle caratteristiche anche di costruzione e di rapporti e relazioni che penso sia importante magari sottolineare in maniera veloce. Il secondo aspetto è quello del Covid nell'organizzazione dei servizi sanitari. Non parlerò di Covid dal punto di vista clinico, non parlerò di Covid dal punto di vista epidemiologico, ma proprio legato all'organizzazione dei servizi sanitari. E un ultimo aspetto relativamente a cosa è successo, una rilettura di cosa è successo e come poter uscire più forti da tutta questa pandemia. Vi chiedo la cortesia, se per caso sforo i tempi, di farmelo sapere, nel senso che la tendenza è quella di poter allungarmi un po'. Il primo aspetto che volevo semplicemente evidenziare all'inizio è la differenza nel rapporto Stato-Regioni prima e dopo il 2001, che ormai sembra un anno lontano, però ha segnato un grosso punto di rottura nei rapporti Stato-Regione, rottura non in senso negativo, ma per il fatto che ad esempio prima della modifica del titolo V della Costituzione c'era il documento principale di programmazione sanitaria, era il piano sociosanitario, il piano sanitario anzi, perché quello nazionale era solo sanitario. Dal 2001 in poi si è cominciato ad avere un rapporto diverso tra lo Stato e le Regioni, e il documento principale di programmazione è un patto tra lo Stato e le Regioni. Questo per dire cosa? Che lo Stato anche ora continua e definisce quali sono i livelli essenziali di assistenza e li finanzia. Questa è una prerogativa dello Stato, continua a esserlo, e è importantissimo che ci sia. Le Regioni, d'altro canto, invece hanno il compito di organizzare i servizi attraverso le aziende sanitarie che erogano proprio questi livelli essenziali di assistenza. Importante anche vedere come gli aspetti dei provvedimenti di livello centrale hanno poi delle conseguenti provvedimenti anche di livello regionale, provvedimenti che poi possono essere anche interpretati proprio per questo ruolo organizzativo delle regioni in maniera diversa, cosa che è sotto gli occhi di tutti, come le regioni negli anni abbiano organizzato i servizi in maniera decisamente diversa. Faccio solamente un accenno a questo documento del 2015, che poi percorreremo velocemente, che si chiama DM 70, Decreto Ministeriale 70, che parla dello standard degli ospedali, che ha segnato un'importante fase di cambiamento profondo nell'organizzazione, e penso che valga la pena, se non altro, ripercorrere brevemente quali poi sono stati gli atti regionali che hanno fatto proprio quello che era previsto in questo DM 70, e in particolare con le schede di dotazione ospedaliera, che sono uno degli strumenti di attuazione del documento programmatico regionale che è il piano sociosanitario. Perché parlare del DM 70? Beh, sicuramente perché è in fase di revisione, e quindi ce ne sarà una versione aggiornata nei prossimi tempi, e perché nella stessa maniera, con la stessa logica di costruzione del DM 70, si sta pensando ora di costruire un DM 71, cosiddetto DM 71, che riguarda il territorio. Il DM 70 parlava di ospedali e aveva introdotto alcune parole che ormai sono completamente di uso comune, ma prima non esistevano.
sono parole nuove che dagli anni 70 in poi hanno fatto parte della nostra organizzazione dei servizi. Un livello gerarchico di ospedali hub and spoke, il concetto di bacino per ogni specialità, un bacino di riferimento, la logica del volume esiti, cioè il volume di alcuni interventi e procedure determina anche degli esiti migliori, maggiore il volume, migliori sono gli esiti, e quindi anche da questo si è originato anche il Programma Nazionale Esiti, che è uno strumento importante dell'organizzazione sanitaria. E poi si è introdotto anche il termine di reti tempo dipendenti e l'ospedale di comunità. Quindi da questo documento ora tutti questi temi sono molto attuali, ma hanno origine in parte, cioè come documento nazionale nascono lì. Erano sicuramente temi già di cui si parlava, però il documento nazionale ha dato un importante avvio a una fase di riforma ospedaliera. Questo per dire che anche nei nostri piani regionali logicamente c'erano queste tematiche che venivano adattate alla situazione regionale. Il discorso dei bacini, proprio per la classificazione non in senso gerarchico negativo, ma in senso proprio di attribuzione di ruolo agli ospedali, all'interno della rete degli ospedali. Questo è un concetto importante che riprenderemo anche magari dopo. Il discorso del bacino massimo e minimo, il DM70 per ogni specialità, quindi ad esempio quella evidenziata in azzurro, la cardiochirurgia infantile, definisce che c'è un bacino massimo di utenti di 6 milioni e un bacino minimo di 4, motivo per cui la Regione Veneto non può avere più di una struttura di cardiochirurgia infantile. Questo era uno standard inserito direttamente in questo documento. Nella stessa maniera la cardiologia, ad esempio, dal un bacino di popolazione 150.000 a 300.000 abitanti, quindi un numero di cardiologie variabili tra i 16 e i 33 all'interno della regione. Un altro aspetto importante è proprio una ulteriore classificazione quindi delle specialità a rara diffusione, specialità ad alta diffusione e a media diffusione. Con la legge regionale che ha unificato le aziende sanitarie del Veneto, si è un po' creata la situazione per cui ogni azienda sanitaria ha al proprio interno tutte le specialità tranne quelle a rara diffusione, che sono magari per bacini di utenza particolarmente elevati, ma un'unica unità organizzativa che gestisce tutte le specialità e quindi può dare risposta a tutti i bisogni di diffusione media o alta della popolazione. Volume esiti, questo è un concetto molto importante, soprattutto per la sanità delle montagne, perché si basa sul principio della sicurezza e della qualità delle cure. Ci sono alcune procedure chirurgiche in particolare, ma in generale alcuni interventi o atti medici, per cui maggiore è la frequenza, più si fanno questi tipi di interventi e maggiore sono gli esiti in termini di qualità, migliore è l'esito. Questo non è una diceria o una valutazione fatta da qualcuno sulla base di un'impressione. Esiste un programma nazionale esiti che fa esattamente questo, fa revisione di letteratura su questi aspetti, valuta gli interventi e definisce quali sono gli interventi per cui i volumi e gli esiti sono correlati. È un programma che è cresciuto nel tempo, è diventato un posto dove qualsiasi chirurgo, qualsiasi medico va a vedere qual è la sua situazione del proprio ospedale, perché in questo programma nazionale ci sono tutte le singole reparti di tutta quanta Italia che hanno proprio una valutazione su degli indicatori che vanno proprio a valutare all'interno del processo soprattutto degli aspetti del processo che influiscono sugli esiti. È importante anche perché ha introdotto nella logica gestionale quotidiana delle aziende sanitarie questa misurazione, la misurazione degli esiti di qualità come strumento ordinario di gestione delle singole aziende sanitarie. In questo caso qui, dalla freccia dall'alto al basso, nel primo caso si vedono quali sono
i 6 interventi che erano nominati nel DM 70 per quanto riguarda la relazione volumi esiti, il programma nazionale esiti con tutte le strutture d'Italia, e l'ultimo è l'applicazione, un aggiornamento mensile di tutti gli indicatori più importanti per tutte le strutture del Veneto, su cui ognuno poi si confronta. Un altro aspetto importante è che, soprattutto quando si parla di sanità di montagna, è sicuramente conosciuto, è quello delle schede di dotazione ospedaliera. Le schede di dotazione ospedaliera sono un documento che va a attuare quanto previsto nel piano sociosanitario come indirizzi per la parte ospedaliera, e per ogni singolo ospedale definisce alcune cose. Sicuramente definisce posti letto e le unità complesse, i primariati, ma non è solo questo, definisce molto di più. Definisce proprio in questo schema, dove mette a fianco le parole chiave del DM70 e quello che viene scritto nelle schede ospedaliere, definisce il ruolo dell'ospedale all'interno di una rete regionale di ospedali. Definisce per alcune specialità qual è il ruolo all'interno della rete per la patologia. Definisce quali sono dei bacini di riferimento per singole specialità e definisce anche quali sono, ad esempio, delle unità operative che devono necessariamente garantire un certo volume. Questo per dire che non è le schede di dotazione ospedaliera molte volte vengono banalizzate come numero di posti letto, ma sono molto di più. Primo, perché guardano verso il futuro, quindi non sono uno strumento programmatorio, non possono essere svincolate dai provvedimenti nazionali, e poi definiscono anche il ruolo dell'ospedale e il ruolo delle singole unità complesse. L'ultimo accenno a questa immagine, che è abbastanza usata, che è quella di come si è costruito in questi ultimi anni il modello della sanità del Veneto, in un crescendo di intensità di cura, guardando dal basso verso l'alto. Ogni luogo di cura ha una specializzazione, ha delle caratteristiche. Si passa dall'assistenza primaria all'attività domiciliare, poi per salire alle cure residenziali, con in particolare strutture per non autosufficienti, le cure intermedie, le strutture intermedie, una particolarità della nostra regione, e poi questa gerarchia, chiamiamola, ma è un termine che ha un'accezione negativa, che in realtà non è così. Questa classificazione e definizione dei ruoli degli ospedali, gli ospedali nodo di rete, gli ospedali SPOC e gli ospedali hub. Perché ho voluto fare questa introduzione? Perché ci sono alcuni spunti che riguardano direttamente la sanità della montagna. Il primo è l'importanza della qualità e della sicurezza. La qualità va misurata, e questo è un aspetto importantissimo. Bisogna confrontarsi con altre strutture al di fuori di quelle della nostra provincia o della nostra regione. Proprio un confronto nazionale è importante. La relazione volumi esiti non vale solo per le altre specialità, non è che stiamo dicendo che solo chi sa fare degli interventi di altissima specialità è in grado di farlo, e quindi sembra logico andare lontano per fare alcuni interventi di alta specialità. No, riguarda la qualità degli esiti relativamente al volume anche specialità più medio-basse. Quindi l'accentramento dell'attività di alcuni reparti, non ho parlato di reparti, ma di attività di alcuni reparti. Le equip itineranti, cioè la presenza di un medico in più sedi all'interno della propria azienda sanitaria, l'accreditamento professionale, sono modi per garantire la qualità. Un altro aspetto importante è la specializzazione. Abbiamo parlato prima di ruoli degli ospedali, ruoli delle specialità all'interno delle reti. Non è detto che le grandi specializzazioni di alcune specialità siano necessariamente negli hub, e non è così. Nella realtà dei fatti non è così. Ci sono dei centri di eccellenza che sono in ospedali che non hanno le caratteristiche degli hub, e quindi le specializzazioni e le eccellenze sono degli spazi da cercare e da coltivare. Gli ospedali di base non sono ospedali minori. Questo è importante perché
c'è una rete e la rete deve dare la garanzia di collegamento, deve dare la possibilità di essere sempre in contatto con qualsiasi altra tipologia di ospedale. Esiste una rete e esiste l'ospedale di prossimità, quelli più vicini alle persone, e per questo sono da valorizzare. E un'ultima osservazione, sempre relativamente a degli aspetti generali che non c'entrano col Covid, è proprio che la qualità del sistema non è garantita dalla bravura del singolo professionista, ma dall'organizzazione in sé. Però bravi professionisti sono quelli che fanno crescere il sistema, quindi l'attenzione anche alla ricerca di bravi professionisti penso che sia un tema cruciale, soprattutto per la sanità delle montagne. Allargare i confini, ho messo queste 3 immagini semplicemente perché riguardano un po' l'ULS 1 perché è quella che conosco personalmente un po' di più, ma sono certa che è così anche nelle altre aziende. Misurina, una struttura che davano ormai per chiusa e defunta, invece si è reinventata attraverso un progetto con l'Istituto Superiore, quindi allargare i confini e arrivare all'Istituto Superiore per definire un progetto relativamente all'area indoor. Questo è un modo per specializzarsi allargandosi verso l'Istituto Superiore, ad esempio. Come nell'immagine di sinistra, allargarsi verso l'università. Il master in prevenzione e emergenza in territorio montano non può che essere fatto in un territorio montano, ma anche in questo caso è l'allargamento verso l'università. E poi le possibilità che dalla telemedicina, cioè adesso in questo momento con tutte quante le videoconferenze, la possibilità di annullare alcune distanze, si possono fare anche convegni importanti che magari prima venivano limitati proprio dal fattore anche territoriale. Ultimissimo accenno prima di Covid. Prima di iniziare a parlare di Covid, un ente che non ha a che fare in sé con la sanità, che è la Corte dei Conti, ma ha a che fare con tutta la sanità, con tutto l'ambito pubblico, nel 2018 poneva un'attenzione, diceva che la criticità è la risposta non adeguata a cronicità, riabilitazione, cure intermedie, non autosufficienza e cure domiciliari. Quindi l'aspetto territoriale come criticità per la sanità. E ancora dice che per trattare la criticità del settore bisogna andare oltre i confini della sanità. Penso che un alert dato dalla Corte dei Conti che, ripeto, è qualcuno di lontano dal mondo medico, ma andava a centrare forse quello che è poi emerso in maniera importante, cioè andare oltre i confini della sanità. Perché? Perché il Covid ha avuto un impatto devastante. Devastante vuol dire che è un evento epocale. Questa è la fotografia che fa l'Ocse dell'Italia, giusto per focalizza alcuni aspetti e dice ci sono stati 132.000 morti per Covid, la mortalità per tutte le cause più 12,9% in Italia, l'aspettativa di vietare la nascita passa da 83,6 a 82,4, cioè diminuisce di quasi un anno, no, di un anno in più, 0,2, e la spesa sanitaria cresce dall'8,7 al 9,7. Per dire come l'impatto è veramente importante. Questi macro numeri lo fotografano in maniera diretta. Anche qui non voglio entrare nei dettagli di come si è evoluto il Covid, ma voglio solamente dire che in Italia in 630 giorni, perché questi erano dati di metà novembre, ci sono stati 8 milioni di giornate di degenza, 13.000 posti letto mediamente occupati per Covid, con livelli di picchi di 38.000, cioè quasi il 20% di tutti i letti esistenti prima del Covid occupati per questa patologia. Impatto importante che ha avuto una variabilità regionale altrettanto importante. Le regioni sono distribuite più o meno in ordine geografico, sicuramente non per tutte le regioni è stato uguale l'impatto del Covid, senza colpe o meriti è un dato di fatto. Anche in Veneto stiamo parlando di 516.000 giornate di degenza, mediamente 800 posti letto occupati per Covid. Quando ho visto il dato ho dovuto riguardare se ero giusta perché mi sembravano veramente tanti, ma in realtà è proprio così. In una media,
con picchi oltre i 3.000 letti e con fasi in cui estive dell'anno scorso, ad esempio con occupazione minima, la media è di 800 letti occupati mediamente per Covid. E anche qui con variabilità per aziende sanitarie. In rosso c'è la curva dei positivi, in giallo la curva dei ricoverati e la prima in alto a sinistra, l'ULS 1 scende ULS 2, 3 e poi risale 4, 5, 6. Anche qui giusto per dire che anche all'interno della regione questo è un tasso su 100.000 abitanti e le differenze sono state importanti. Ultimo numero per dire che l'impatto non è stato solo ospedaliero, è stato anche extra ospedaliero. 19 milioni di tamponi fatti in Veneto, 538.000 casi positivi rilevati, 8 milioni di somministrazioni di vaccini. Cioè sono numeri che sono attività che non esistevano prima di Covid e stiamo parlando di numeri impressionanti. Dicevamo non solo posti letto, impatti clinico-organizzativi importanti come la modifica dell'organizzazione dei reparti stravolti, dedicati non solo reparti ma ospedali interi a questa patologia, modifica delle attività cliniche e terapeutiche con l'introduzione ad esempio di farmaci o cure prima non conosciute, modifica dei setting assistenziali, si è parlato tantissimo di semi-intensiva, fino a prima la semi-intensiva non esisteva, esisteva la degenza ordinaria, esisteva la terapia intensiva, la semi-intensiva non era ben codificata. Aumento improvviso di tipologie di attività sanitarie non ospedaliere, tamponi, vaccini, e questo per dire anche l'impatto in termini organizzativi col personale e aspetti di gestione della sicurezza degli operatori che prima non venivano considerati. Impatti su altri servizi, non solo dovuti a blocchi di attività ordinaria, sono stati il crollo di accessi in pronto soccorso e dei ricoveri urgenti, il crollo di erogazione di prestazioni ambulatoriali e la diminuzione dell'attività programmata. Un accenno alla capacità di risposta del Veneto, su quali sono stati gli elementi caratterizzanti secondo il mio parere. Allora, la prima osservazione è che c'è stato uno shock iniziale nei primi 20 giorni a marzo del 2020. Si è passati da 300 da 200 a 2000 ricoveri nel giro di 20 giorni, cioè una velocità e uno shock per cui è stato importante la velocità di riconoscere il problema, di adattare la situazione a quello che stava succedendo e la velocità di trasmissione delle informazioni che si apprendevano strada facendo. E la velocità è stato un elemento importante sicuramente. L'altro è il coordinamento strategico organizzativo, il coordinamento clinico e il coordinamento amministrativo logistico. Questi penso che siano aspetti caratterizzanti proprio perché ogni regione poi ha utilizzato strategie un po' diverse. Sicuramente c'è stato un coordinamento strategico molto importante nella regione del Veneto attraverso le unità di crisi, la definizione di unità di crisi, del coordinamento dell'emergenza-urgenza e delle terapie intensive, il coordinamento quotidiano con le direzioni di tutte quante le aziende ULS. Questo è stato sicuramente diverso in altre regioni. Un altro aspetto strategico è stato quello dell'organizzazione di piani ospedalieri straordinari, sempre molto velocemente nella prima fase, che poi si sono stati adattati col tempo, sono stati definiti meglio, ma un piano doveva essere sempre presente. Un piano che coinvolgesse tutte le aziende, tutti gli ospedali. Coordinamento clinico. In Veneto non esisteva pubblico-privato e azienda che chiedeva a un'altra azienda la disponibilità di un posto letto di terapia intensiva. Esiste un coordinamento unico che distribuisce pazienti in base alle disponibilità, conoscendo la situazione in maniera costante. Quando non c'è disponibilità in un ospedale viene dirottato il paziente nell'altro ospedale dall'unità di coordinamento regionale. I motivi sono diversi, cioè ci possono essere varie problematiche legate a dei picchi in alcune zone, a dei problemi anche a volte di personale in altre, e questo ha permesso di non avere mai l'indecisione di
dove mettere questo paziente. Questo è stato probabilmente un aspetto molto importante. E l'ultimo è il coordinamento amministrativo e logistico, legato anche alla creazione nel 2016 con la legge 19 di Azienda Zero, che è questo ente strumentale della Regione, che anche durante la pandemia ha svolto alcune attività per tutte le aziende, come ad esempio la gestione dei dati, l'approvvigionamento di alcune tipologie di attrezzature, la formazione e alcune bande di assunzioni straordinarie di personale. Quali problematiche pre-Covid possono aver pesato maggiormente nella gestione emergenziale? Non si può non tenere presente che la sanità arrivava da un momento molto grave di carenza di personale. Perché? Carenza di personale perché non era stata fatta una programmazione sui fabbisogni reali, e questo è sicuramente un problema, e anche perché esisteva da quanti anni ormai, non ho neanche più fatto il conto, dal 2007 esisteva un tetto nell'assunzione del personale che era quello uguale al 2004 meno 1,4%. Punto. Questa era la possibilità di spesa in termini di personale, era legato a questo aspetto qui, e questo ha depauperato il sistema senza dubbio. Legato poi anche all'età media del personale e a un imbuto formativo che l'imbuto formativo vuol dire che negli anni arrivavamo a far laureare in medicina fino a 7-8 mila persone che poi non trovavano un posto nelle specializzazioni post laurea di medicina, e quindi si creava questo imbuto perché mancavano posti nelle scuole di specialità. Un altro aspetto pre-Covid importante sicuramente è stato l'edilizia ospedaliera. Avevamo creato gli ospedali in piazza, l'ospedale di Mestre era un ospedale creato con una piazza in mezzo dove si facevano i concerti. Ci siamo accorti con Covid che evidentemente portare tutto il mondo all'interno dell'ospedale porti anche i virus, e quindi probabilmente anche l'edilizia avrà delle risvolte importanti dopo il Covid. La mancanza di posti letto extra ospedalieri. Gli ospedali di comunità esistono in Veneto, hanno fatto un po' fatica nel tempo a svilupparsi. Durante il Covid, dove non c'erano ospedali di comunità, sono nati ospedali di comunità. Cosa sono? Sono posti, sono luoghi sanitari che fanno attività sanitaria, non fanno attività di ricovero, ma un post-ricovero o pre-ricovero, cioè un'assistenza, un ricovero breve, temporaneo, legato però a un'assistenza prevalentemente infermieristica. Questo non toglie che nel caso ci sia bisogno di medici, c'è la possibilità, attraverso delle convenzioni, attraverso gli accessi dei medici, di avere anche l'assistenza medica. Queste strutture durante il Covid sono nate dove non c'erano. Anche nel Vicentino mi viene in mente alcune che ne sono cresciute. La mancanza di cultura dell'emergenza. Un altro famoso è stato tutta quanta la storia legata a guerra e al piano pandemico non aggiornato. Sicuramente la cultura dell'emergenza, cioè la flessibilità di forniture, di dotazione di posti letto, di catene di comando corte, di piani emergenziali, è stata una carenza in questo periodo. Gestione dei rapporti contrattuali con gli altri attori che concorrono a erogare i servizi sanitari e sociosanitari, quindi i medici di base, i privati accreditati e le strutture residenziali. Cioè sono tre tipologie di attori importantissimi nel sistema sanitario, con i quali però non esiste un rapporto di dipendenza, ma un rapporto contrattuale. Quali novità durante il Covid? Ce ne sono state tante, c'è stata un'accelerazione normativa impressionante, si è scritto finalmente di infermieri di comunità, se ne parlava da anni, si è scritto di ospedali di comunità, si è parlato di aumento dei posti letto, si è parlato di introdotto addirittura figure nuove come le USCA che prima non esistevano. Temi clinici, ruolo importante dell'Istituto Superiore e del Comitato Tecnico Scientifico che davano indicazioni, oppure anche quelle di AIFA che erano storicamente molto lente, sono state invece molto veloci durante il periodo Covid, e lo sviluppo della telemedicina in molte regioni.
Dal punto di vista anche amministrativo e logistico, ci sono stati i vari commissari straordinari che si sono succeduti, ma c'è stato un apporto importante nell'acquisto, nella distribuzione dei vaccini, nella fornitura di attrezzature, dispositivi, quindi anche questo è un precedente importante. C'è stata la possibilità di avere un'unità nazionale in alcuni acquisti strategici. Post-Covid, sicuramente finanziamento sanitario, sociosanitario e sociale è uno dei temi, anche perché si investirà molto grazie al PNRR, ma bisognerà anche capire cosa succederà dopo questa iniezione di liquidità, che sono investimenti. Decisioni programmatiche su valutazione dei fabbisogni con tempistiche adeguate. Abbiamo visto la velocità in tante decisioni, riusciremo a mantenerla. E l'organizzazione dei servizi regionali, si è parlato molto del ruolo Stato-Regioni, qual è l'equilibrio? Sicuramente servono delle risposte nuove per temi che però sono obiettivamente vecchi. Un accenno al PNRR. Ci sono due macro componenti che riguardano la sanità. Uno è quello del territorio. Il tema è rafforzare e integrare la sanità territoriale. È fortissimo questo aspetto, si investirà su questo, si investirà nelle case della salute, nelle centrali operative, negli ospedali di comunità e nell'assistenza domiciliare. Molto. Bisognerà però non solo investire nei muri, ma investire anche nella gestione e nei processi legati a queste nuove strutture. E su questo tema qui proprio si sta sviluppando e uscirà il famoso DM71, cioè riprenderà alcune logiche del DM70, cioè gli standard e alcune classificazioni, e cercherà attraverso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sociosanitari Regionali, faranno questa proposta di DM71. L'altro aspetto su cui il PNRR insiste molto è l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione. Perfetto. Allora, alcune sfide post-Covid, non solo sistema sanitario, ma anche salute integrata in tutte le politiche. L'abbiamo visto, il sistema produttivo col lockdown, e cosa è successo? Cioè la sanità non può essere slegata dal resto delle politiche. Non solo sanità, ma anche sociosanitario e sociale, l'abbiamo visto con Covid nelle strutture residenziali per anziani, quando all'inizio non riuscivamo a gestirle e abbiamo avuto veramente tanti morti. Non solo hub, ma ospedali di prossimità. E questo serve perché con i Covid Hospital, ad esempio, cioè gli ospedali dedicati alla patologia, abbiamo avuto necessità di questi ospedali di prossimità. Se non ci fossero stati, non sarebbero andati da nessuna parte. Non solo ospedale, ma anche ospedale di comunità e distretto, cioè il mondo sanitario esiste al di fuori dell'ospedale anche per un post ospedale, ma anche per un pre. E non solo eroi, nel senso che la valorizzazione del personale e delle nuove competenze non può non essere un tema importante per il post-Covid. E infine non solo presenza, ma anche televisita, teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio. Accenni a cosa è successo al volissimo sulle zone di montagna durante la pandemia, quello che si è visto, una partecipazione attiva delle amministrazioni territoriali, dalle mascherine alle campagne vaccinali, una forza della capillarità del volontariato sul territorio, l'accesso ai servizi diversificato, ma è uguale alla pianura in questo caso. C'è stato il telefono per gli isolamenti, la TV per l'informazione, internet per i servizi e i giornali per i dati sull'epidemia. E infine la potenza dei medici di base quando sono radicati nel territorio. Alcune immagini per dire l'unica che sottolineo è: non è un caso che alla campagna di avvio della terza dose l'ULS 1 di Belluno l'ha fatta con i sindaci, con le amministrazioni e il vescovo, cioè la comunità non può non esserci altrimenti. E tutto questo ora sembra normale che i sindaci si mettano d'accordo, facciano il centro vaccinale, chiamino l'ULS, sentano il direttore generale, non era normale prima. Infine, basta, direi che queste sono le domande che io farei alla prossima comunità della montagna, cioè quale sarà il livello di conoscenza dei passaggi futuri della sanità. Un'immagine per dire che
non può che essere un patto tra amministrazioni e servizio sanitario che ci porta a costruire la sanità del domani, perché se non c'è un patto non ci sarà un futuro costruito insieme. Grazie dottoressa Vigna per questo quadro così puntuale del passato prossimo e della situazione attuale, con qualche prospettiva anche per il futuro. Speriamo. Sì, speriamo bene, ecco. Ma è interessante quanto lei ha evidenziato, e anche l'impegno, non solo istituzionale, ma del personale ai vari livelli, di fronte a questa tragedia che ha coinvolto non solo l'Occidente, ma l'intero mondo. Grazie. Ora la dottoressa Margherita Vigoni Sterna, che è presidente dell'Osservatorio Salute in Altopiano. Ecco. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, mi sentite oppure devo togliere la mascherina? Schiaccia il microfono. Ah, no. Grazie. Mi sentite così oppure... Posso avvicinare il microfono un po'? Io qui volevo appunto illustrarvi che cos'è questa associazione OSA. OSA è l'acronimo di Osservatorio Salute Altopiano, in modo che comprendiate il ruolo che vuole avere questa associazione nel nostro territorio di montagna, dell'Altopiano di Asiago. Faccio qualche cenno di storia dell'associazione. Gli albori risalgono al 2012, durante amichevoli conversazioni all'Università di Padova fra il nostro professor Simonato qui presente e il professor Tino Carli, oncoematologo, che probabilmente avrete conosciuto di fama e che è morto quest'anno a marzo ed era presidente appunto di questa associazione. Sì, il professor Simonato, docente accademico del Dipartimento di Scienze Cardiochirurgiche e Sanità Pubblica dell'Università di Padova. Nel 2012 il professor Carli aveva avuto i primi contatti con il nostro sindaco di Asiago di allora, dottor Andrea Gios, riguardo appunto alcuni temi di interesse di sanità pubblica ai quali il sindaco aveva dimostrato notevole interesse anche per la zona di montagna che noi abitiamo. Però dal 2012 siamo arrivati al 2016 perché ci fosse perché i professori Carli e Simonato, con l'apporto di Carlo Fracaro, anche lui scomparso un paio d'anni fa, per decidere di fondare un'associazione in merito. L'assemblea costituente e l'attività fiscale risalgono al giugno del 2017, quindi si tratta di un'associazione relativamente giovane. Adesso sì, è d'obbligo una premessa. Finché il territorio dei 7 comuni costituiva nel passato una USL autonoma, l'USL 35 della Regione Veneto, i medici di medicina generale compilavano dei questionari relativi al paziente oncologico, i quali questionari venivano riportati in un registro tumori della ASL. Questo aveva attirato l'attenzione del professor Carli, oncoematologo pediatrico, del professor Simonato, epidemiologo. Purtroppo con l'accorpamento dell'USL 35, dapprima nell'ULS di Bassano del Grappa numero 3 e poi successivamente nell'azienda sanitaria Alto Vicentino Pedemontana numero 7, questi dati sono stati riversati nel calderone generale, per cui è stato molto difficile reperire quelli relativi alla popolazione in questione, per motivi ovviamente burocratici. In questo modo si voleva salvare, l'attingere a questi dati era un modo per salvare l'identità sanitaria della popolazione dell'altopiano,
che rappresentava anche una nicchia, diciamo, di studio delle malattie della popolazione. È importante fare riferimento al lavoro epidemiologico eseguito dalla dottoressa Federica Turatto dell'Università di Padova, riguardante gli anni 2006-2013, che raccoglieva l'incidenza delle più importanti patologie della nostra popolazione, studio che è stato pubblicato e allegato al numero del giornale L'Altopiano del dicembre 2016, perché arrivasse capillarmente in tutte le famiglie dell'Altopiano, almeno quelle che acquistavano il giornale, perché si rendessero conto quanto è importante la propria salute ai fini personali e ai fini anche della collettività. Lo studio ha avuto poi seguito per il periodo 2014-2016 grazie al lavoro della dottoressa Chiara Sormani Zodo, laureata con il professor Simonato. Il prossimo appuntamento è per la fine del 2022 con l'aggiornamento al 2021 dello stato della salute in Altopiano comprendente il periodo Covid. A questo proposito vogliamo anche segnalare l'indispensabile collaborazione con le autorità sanitarie dell'USP de Montana che hanno concesso l'accesso ai dati. Ci fermiamo un attimo sulla denominazione dell'associazione. Osservatorio perché il nostro scopo è quello di osservare nel tempo l'andamento della salute nel nostro territorio, che non è un osservare statico puro e semplice, ma un osservare che porta a una presa di coscienza dei problemi di salute della nostra popolazione nel tempo, per poter ricercarne le cause e dare di conseguenza delle indicazioni di comportamento che portino a un miglioramento delle proprie condizioni di vita in generale. E questo ovviamente è lo scopo principale, perché altrimenti resterebbe uno studio non porterebbe, di interesse così puramente storico, ma che non porterebbe nessun risultato concreto. Abbiamo imparato con la recente e attuale pandemia che la salute del singolo non è un fatto a sé stante, ma un fatto che riguarda l'intera collettività. Accennava appunto anche la dottoressa prima a questo discorso. Lo studio delle patologie di una comunità, e nella fattispecie il nostro studio, interessa molto la comunità scientifica, anche personaggi che non si occupano direttamente di argomenti sanitari, come il professor Giorgio Parisi, recente premio Nobel per la fisica, che mostra grande interesse per i problemi riguardanti la salute pubblica, anche se sembrerebbe un campo assolutamente al di fuori della sua specialità. La salute pubblica è al centro della vita delle persone ed è questo concetto che la nostra associazione intende far comprendere a tutti i cittadini. Purtroppo lo sforzo dell'associazione lungo 10 anni, che ha visto l'impegnativo coinvolgimento di persone che sono succedute nel tempo, e che ha portato anche dei lavori importanti, viene un po' frustrato dall'atteggiamento di disinteresse della comunità e anche di alcuni politici. E probabilmente è questo il discorso di fondo. Il discorso salute è poco competitivo. Viene spesso, se non sempre, secondo noi, relegato dopo l'ambito economico-finanziario, lavorativo, culturale, ricreativo, come fosse un fatto scontato di per sé. La salute, vabbè, non sta bene e il resto viene tutto dopo. Invece purtroppo vediamo che quando non si sta bene, casca il palco. C'è stato un momento nella primavera del 2020, con l'arrivo della pandemia, in cui sembrava che tutti, istituzioni, amministrazioni, servizi, cittadinanza, avessero preso coscienza dell'impatto primario che ha la salute sulla vita dell'intera comunità. Questo in un primo momento, nel momento in cui tutti si spaventano e cercano di reagire con forza e collettivamente all'evento avverso. Quando però la situazione va calmandosi, il problema salute passa ancora in secondo piano, quasi che la comunità preferisca avere una memoria corta e non far tesoro di un'esperienza così importante. È per mantenere invece ben viva la memoria che la nostra
associazione si occupa della salute della popolazione come concetto che vede la salute come unità. Unità sì nella singola persona in tutte le sue sfaccettature, ma anche e soprattutto come unità nell'intera comunità. Questo è il messaggio che vogliamo dare, la base per la costruzione di una programmazione in tema di sanità pubblica. Si tratta, gli studi che sono stati fatti e il messaggio che vuol dare l'associazione, di un bel esempio molto nuovo nel campo della sanità veneta. Infine voglio segnalare che affinché i dati raccolti non vadano perduti, ma restino patrimonio della comunità, sono stati consegnati recentemente all'archivio dell'Istituto di Cultura Cimbra, che li ha accolti come parte dell'identità del nostro territorio. Grazie. Grazie dottoressa Enrico Misterni. Siamo entrati direttamente nella realtà dell'altro piano e desidero sottolineare la lungimiranza e l'intelligenza di coloro che anni fa hanno avviato questa associazione, questo osservatorio. Ecco, gli esiti li cominciamo a vedere. Certamente ricordo dalle conversazioni con il professor Simonato che in realtà questi aspetti vanno visti sul medio e lungo periodo, non giornalmente né mensilmente, ma sono fenomeni naturalmente che sono diluiti. Ecco. Da parte mia, ma credo anche da parte della Fondazione, c'è il desiderio di poter anche collaborare eventualmente con l'osservatorio, con lei, con il professor Simonato, perché sono temi, come dice lei, che non hanno avuto nel passato particolare udienza, particolare attenzione, ma che devono avere attenzione oggi, tutto questo. È compito della Fondazione, credo che sia da parte della Fondazione rinnovato questo desiderio della collaborazione, anche per affrontare insomma, un tema che è collaterale, ma comunque sempre importante. Cosa significa vivere la terza età? Ecco, oggi noi non parliamo di questo argomento, ma quali sono i diritti insomma, dei soggetti più deboli, quelli che vivono in montagna, cioè, e che hanno per motivi anagrafici magari difficoltà di collegamento, hanno l'ospedale seppure di prossimità proprio non prossimo, e qual è il ruolo dei migranti che tornano e dei giovani che se ne vanno, ecco, in montagna, e quali sono le malattie, ecco, se riuscissimo a riflettere ancora in questo monitoraggio così importante. Quindi la terza età nelle terre alte assume anche iniziative sulla terza età, assumono anche un valore civico, un valore di solidarietà. Personalmente desidero impegnarmi su questo argomento in collaborazione, unitamente a tutti voi, e la Fondazione qui può essere certamente presente. Ecco, il professor Lorenzo Simonato, Università degli Studi di Padova, io sono particolarmente lieto che sia qui presente perché dalle conversazioni che ho avuto con lui ad Asiago, dall'estate in avanti sino all'altro giorno quando faceva freddo, io ho imparato molte cose e i suoi suggerimenti sono stati particolarmente utili. Grazie professore, tocca a lei. Buongiorno a tutti. Io volevo innanzitutto, io mi limiterò a fare un'introduzione alla professoressa Canova, che poi mostra in dettaglio di cosa si tratta. Volevo però innanzitutto ringraziare l'Istituto di Storia che ci ospita, e questo mi sembra un fatto importante, è stato molto apprezzato da noi in Altopiano e ci auguriamo che sia l'inizio di una collaborazione che in futuro possa espandersi, perché anche noi, seppur in ritardo, abbiamo riscoperto la storia con l'Istituto Cimbro, eccetera. E poi volevo ringraziare la professoressa Canova, che si è laureata con me ormai 20 anni fa, e il suo grande merito è quello di conservare dopo 20 anni ancora un interesse per l'epidemiologia, e quindi sono molto contento che Cristina, che ha partecipato
alla concezione di questo sistema quando lavorava con me. Continui a seguirlo, mi auguro che possa seguirlo in futuro. Come ha anticipato la Rita Rigoni, sull'altopiano abbiamo cominciato una decina di anni fa una cosa completamente nuova, il cui primo obiettivo era di rispondere a una domanda che è saltata fuori dalla presentazione della dottoressa Silvia. Cosa è successo nella popolazione? Cioè, cosa succede nella popolazione? Misurare e avere delle cifre che documentino cosa succede nella popolazione, nel rapporto che c'è nella popolazione fra salute e malattia. Ed è con questo spirito che abbiamo cominciato questo studio, e vedete infatti alle mie spalle simbolicamente in cosa consiste questo studio. Cioè la popolazione dell'altopiano, questa è la grande erogazione, per chi non lo sapesse, cioè un'antica cerimonia che si svolgeva, adesso sono 2 anni che non si fa a causa del Covid, che si svolgeva prima del periodo estivo. È una cosa antichissima di origine probabilmente pagana, è propiziatoria delle raccolte estive, dei prodotti estivi. E il concetto è lo stesso che anima lo studio che illustrerà Cristina, cioè stiamo parlando di una corte di popolazione dinamica che nel tempo avanza nel tempo e lascia dietro di sé delle impronte. Queste impronte noi le ricostruiamo, cerchiamo di ricostruirle per dare quello che è un percorso di salute. E infatti questo studio adesso noi dovremo cercare, stiamo cercando di aggiornarlo al 2021 e la stima approssimativa è che si baserà su circa 4 milioni di eventi che verranno incrociati fra di loro. Ecco, quindi è un sistema che cerca di rispondere soprattutto alla prima domanda. Per sapere cosa succede nella popolazione bisogna organizzare dei sistemi di raccolta non semplici in cui i vari eventi vengono confrontati fra di loro attraverso la linkage e applicazione di algoritmi. È una cosa abbastanza unica a livello nazionale. E noi siamo scesi volentieri dall'altopiano, dove ieri è caduta circa 30 cm di neve, per portare a conoscenza questa cosa che continuerà come ci auguriamo. La seconda cosa, mi riferivo di nuovo cioè la dottoressa Vigna ha nominato per 3 volte i confini. E per me questo è stato molto interessante perché avevamo già parlato con Filiberto di un progetto che è in gestione, forse è stato già concepito, questo è nella fase gestativa, diciamo, che punta a riunire le 2 popolazioni cosiddette cimbre dell'altopiano. Perché questa è la comunità cimbra di tutto l'altopiano che è caratterizzata dalla storia, dai confini geografici e probabilmente anche da un po' di genetica. Ecco, non c'è un laboratorio, secondo me, più adatto a essere studiato di quello che c'è attualmente nell'altopiano, anche se c'è un confine di tipo amministrativo che lo separa in 2. Ma questa è una popolazione unica e noi torneremo e cercheremo in tutti i modi di far passare questo concetto perché è la comunità che è il soggetto della sua salute. Ecco, questo passaggio e le difficoltà perché la comunità faccia propria la propria salute, noi, la Rita l'ha menzionato, è dove troviamo le difficoltà, perché la comunità ha un suo processo cognitivo, che però non sempre interagisce con le informazioni che gli vengono date, ha una sua indipendenza e capire questo è molto importante. Lo studio è uno studio, ecco, questo esemplifica bene perché, come vedete, stiamo parlando di dati digitali e che hanno una direzione. La direzione è dal passato al futuro, passando per il presente, e il futuro non deve avere limiti temporali, cioè
non è uno studio che si deve concludere entro la data X, perché la popolazione esiste anche in futuro, anche quando ci sarà un ricambio di chi la segue. Infatti già noi in 10 anni vediamo già abbastanza turnover di chi la segue, ma la popolazione si modifica, eccetera. Ed è questo l'obiettivo principale. In prospettiva, col tempo al quale viene ridata la sua possibilità di espandersi, perché non deve essere costretto entro limiti temporali. Come durante la pandemia è successo molto spesso, per cui poi c'è un continuo confronto sulle 24 ore che è di scarsa utilità. Noi cercheremo di lavorare su questo. A questo punto però, darei, se tu sei, o la dai tu, andiamo avanti con i dati, cioè cosa è stato fatto effettivamente. Ringrazio anche Cristina per essere un po' affezionata a queste cose. Salve, buon pomeriggio. Io sono Cristina Canova dell'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università di Padova. Ringrazio il professor Agostini e il professor Simonato per la possibilità di essere qui con voi per questo interessante incontro. E quindi vi presenterò in realtà un lavoro che non ho fatto io, ma ho in parte contribuito, comunque ho lavorato con il professor Simonato tanti anni su questi temi, quindi dal titolo appunto Studio longitudinale dei 7 comuni, un innovativo strumento epidemiologico di conoscenza della salute. Quindi negli ultimi anni nel panorama della sanità pubblica sta crescendo l'interesse per gli studi di popolazione e di comunità, pensando che il concetto epidemiologico di comunità sottende il fatto che la comunità possa essere la stessa matrice, proprio per le caratteristiche intrinseche di tutti gli eventi correlati alla salute sia individuale che pubblica, che poi si osservano nella stessa popolazione. E quindi lo studio longitudinale dei 7 comuni ha consentito di fotografare l'evoluzione nel tempo di questa coorte, con l'obiettivo sia di fornire alla comunità degli elementi, dei dati sulla propria salute e poi ovviamente l'intenzione, che non so se sia attuata, di predisporre politiche sanitarie di tipo preventivo o assistenziali sul territorio. E ovviamente questo lavoro è stato frutto di collaborazione con diverse collaboratrici del professor Simonato qui presentate. Quindi l'altipiano dei 7 comuni, come insomma dovreste conoscere, è un'area nel nord di Vicenza, ai confini con Trentino Alto Adige, con la provincia di Trento, e presenta appunto delle condizioni ideali per realizzare un'analisi dei profili di salute di una comunità, poiché è una realtà millenaria rimasta isolata per molti secoli dal punto di vista geografico e che coltiva ancora adesso un forte sentimento identitario. E come appunto è stato introdotto dalla dottoressa Rigoni Sterna, la necessità di indagare i bisogni di salute di questa popolazione si è realizzato attraverso appunto l'Osservatorio Salute dell'Altipiano, costituitosi nel 2016. Quindi vi presenterò appunto il lavoro complessivo che è stato realizzato nella ricostruzione della coorte di popolazione dal 2006 al 2016. Quindi per la ricostruzione della popolazione ci si è avvalsi ovviamente dei dati sanitari dell'US 3 Pedemontana, ex US 3, US 7 adesso. Quindi l'anagrafe sanitaria che è il punto di partenza, la base della popolazione e ovviamente tutti i flussi sanitari. Dall'anagrafe sanitaria è stata ricostruita per ogni anno dello studio la popolazione residente nell'altopiano, però per ripulire la popolazione dei residenti in realtà che non sono in realtà domiciliati nell'altopiano sono stati selezionati
i soggetti che presentavano appunto un medico di famiglia nell'altipiano di Asiago. Una cosa devo dire, questi diciamo, sistemi epidemiologici integrati, e questo è un esempio in una particolare popolazione, hanno diciamo, un punto di forza di poter lavorare, non dico in tempo reale, ma comunque avere anche dei dati aggiornati, perché questi flussi amministrativi si aggiornano in tempo reale. Però quando si va a lavorare su una popolazione che non è di base dell'intera regione o di un US, questo lavoro richiede in realtà molto più tempo, perché si è partiti ovviamente da una collaborazione con l'US Pedemontana, ma questi dati ovviamente sono stati ricostruiti con dei tempi che insomma non sono ovviamente così veloci. Quindi l'aggiornamento poi non può essere fatto annualmente, ma bisogna trovare un'occasione, come magari nei prossimi mesi, per aggiornare il lavoro negli anni successivi. E quindi le stesse US presentano i loro dati legati all'intera popolazione di assistita, ma non a sottopopolazioni di residenti, come in questo caso. I dati provenienti appunto da questa US, ma come tutte le US, hanno la possibilità di essere linkati attraverso procedure di record linkage a tutti gli eventi di tipo sanitario. Quindi parliamo di ricoveri, di farmaceutica, di prestazioni ambulatoriali, mortalità, eccetera. E all'interno dell'intero decennio studiato sono stati considerati quasi 2 milioni di record. Ho anche aggiunto una slide, diciamo, esemplificativa. Questo non vale, diciamo, solo per questo studio. Noi partiamo da un puzzle di informazioni sanitarie che quindi parte al centro dal registro di popolazione, che è l'anagrafe sanitaria, ma potrebbe essere anche un'anagrafe comunale, un'anagrafe regionale, in questo caso un'anagrafe sanitaria. Attraverso un identificativo anonimo anonimizzato abbiamo la possibilità di andare a linkare appunto diverse fonti sanitarie amministrative qui elencate, quindi comporre un puzzle che riguarda appunto lo stato di salute della popolazione. La peculiarità di questi sistemi epidemiologici integrati sviluppati dal professor Simonato è quello di non considerare in modo isolato un singolo flusso sanitario, quindi il ricovero, la mortalità, separatamente, ma di andare a identificare delle condizioni morbose attraverso quelli che definiamo algoritmi, utilizzando un insieme di flussi, di definizioni, di tracce lasciate dai diversi flussi amministrativi. E con la messa in piedi di un sistema epidemiologico integrato e la definizione di opportuni algoritmi c'è la possibilità di fare sorveglianza con epidemiologia, effettuare studi clinici, valutazioni economiche, quindi una serie di obiettivi, di aree di interesse differenti. E questo, vabbè, è un esempio appunto in cui noi abbiamo i nostri soggetti seguiti dal 2006 a quello che è, e per ogni soggetto abbiamo un inizio, una fine di follow up, la corta è dinamica, quindi abbiamo soggetti che entrano, soggetti che escono, soggetti che, come questo soggetto, muore ad un certo punto del follow up, e ogni soggetto lascia una traccia attraverso appunto i diversi flussi sanitari amministrativi. Queste tracce sono codificate perché questi flussi hanno dei codici di codifica, ICD, ATC, oppure dei codici specifici di esenzione, e attraverso la valutazione di questi codici possiamo andare a definire, ad esempio nel primo caso, un soggetto che definiamo asmatico, quindi che prende farmaci antiasmatici, che ha un'esenzione per asma, un soggetto che ha un'incidenza attraverso un ricovero di infarto del miocardio e poi presenta ovviamente altre tracce nel sistema, oppure un soggetto che prende più prescrizioni di farmaci antidiabetici e viene definito appunto diabetico.
La Corte, ricostruita nei soggetti appunto residenti nell'altopiano, partiva da un'identificazione di 19.970 soggetti residenti nel 2006, per arrivare a un numero inferiore, quindi si nota come la popolazione stia leggermente diminuendo nel tempo, quindi arriviamo a 19.273 soggetti. È una Corte che si è arricchita nel tempo di nuovi ingressi, nuovi nati, nuovi immigrati e di trasferiti e deceduti. Tra questi circa 20.000 soggetti abbiamo 15.500 soggetti stabili nel tempo in questi 11 anni di follow-up. Questa, diciamo, caratteristica di un po' di crescita la osserviamo anche in questo grafico, dove sono presentati i numeri dei soggetti residenti per ciascun anno, dal 2006 al 2016, stratificati per genere, dove si osserva sempre per ogni anno un numero superiore di donne rispetto che uomini e una leggera decrescita appunto della popolazione residente in entrambi i sessi. Una cosa molto interessante da notare, attesa, però in 10 anni è anche molto rilevante questo dato, a mio avviso, è come stia già cambiando la demografia di questa popolazione. Quindi qui stiamo parlando dei maschi, qui delle femmine. Nella curva, diciamo, azzurro più chiaro abbiamo la Corte del 2006, la Corte più scuro, nell'azzurro più scuro la Corte del 2016, e osserviamo come la distribuzione per età si sia shiftata di 5-10 anni. Quindi abbiamo che nel 2006 la maggior parte, cioè le fasce di età maggiormente rappresentate nei maschi erano 35 cinquantenni, mentre nel 2016 50-55 anni, quindi si è totalmente shiftata. Abbiamo una decrescita molto forte, in questo caso non si è shiftata nelle fasce più alte, però la popolazione maschile tende a diminuire per età in modo molto più drastico a partire dai 70 anni rispetto alla popolazione femminile, segno di una maggiore mortalità diciamo nella popolazione maschile in fasce di età ancora abbastanza giovani, devo dire, quindi 70-80 anni. La stessa cosa si può osservare appunto nel sesso femminile, quindi anche in questo caso passiamo cioè, è proprio la demografia è totalmente shiftata di 5-10 anni, un pochino forse meno rispetto agli uomini, e sempre si osserva invece la stessa quota, la stessa densità di soggetti over 75, però in questo caso appunto la decrescita per fascia di età è ovviamente parte da fasce di età più elevate. La prima analisi effettuata è chiaramente l'analisi di mortalità, e quindi qui sono presentati i tassi standardizzati per età per il periodo 2006-2016, a sinistra negli uomini, a destra nelle donne. Quindi nelle prime due curve osserviamo come la mortalità in realtà è abbastanza stabile nel tempo e come le donne presentano dei tassi di mortalità decisamente inferiori rispetto al sesso maschile. Le prime due macro cause di morte sono rappresentate dalle patologie cardiovascolari in linea tratteggiata pontina e tumori maligni nella linea tratteggiata più grossa. Anche in questo caso abbiamo dei tassi di mortalità tendenzialmente stabili o in alcuni casi leggermente con un trend in diminuzione nel sesso maschile e sempre superiori negli uomini rispetto alle donne, in particolare per quanto riguarda i tumori maligni. Questi dati sono molto interessanti, poi magari alla fine della presentazione non so se il professor Simonato vuole aggiungere qualcosa.
questi sono i tassi. Non c'è purtroppo un totale, che mi avrebbe incuriosito, stratificati per le aree, quindi possiamo andare ancora più nel dettaglio e vedere le aree, diciamo, dell'altopiano coinvolte, quindi i comuni di Asia Vogaglio, Conco Lusiana, Enego Fozza e Roana Rozzo. E questi dati ovviamente sono presentati per anno. Ovviamente bisogna tenere presente che in alcuni anni, per alcuni comuni, i dati possono essere basati su un numero davvero molto piccolo di soggetti. La cosa, diciamo, interessante che appunto avevo notato è che nel comune di Enego Fozza, che sono tra l'altro quelli un pochino più isolati, i tassi di mortalità sono leggermente più alti rispetto che nelle altre aree, mentre risultano più bassi per quanto riguarda i comuni di Roana Rozzo e di Conco Lusiana, ma con un andamento opposto in cui la mortalità appare in aumento a Roana Rozzo e in diminuzione a Conco Lusiana. Mentre per quanto riguarda Asia Vogaglio abbiamo, dove ovviamente risiede la maggior parte della popolazione, abbiamo un sostanziale diciamo, risultato piatto in termini di trend nella mortalità. E penso che comunque una valutazione, diciamo, geografica in future elaborazioni dovrebbe essere, insomma, presa in considerazione non solo per quanto riguarda la mortalità. Vabbè, qui la corte è stata stratificata per anni di nascita. Chiaramente i tassi di mortalità risultano più alti per le corti di soggetti più anziani, con un rapporto, la cosa, ovviamente, il fatto che diminuiscano i tassi di mortalità è atteso, chiaramente, perché sono più giovani, quelli nati dopo il 45. Forse una cosa che può essere notata come il vario del tasso di mortalità del genere sembra aumentare nei soggetti più giovani. Questi però pre-1930 sono sopravvissuti, quindi soggetti che magari di età più anziani ma che sono morti prima del 2006 ovviamente non sono inclusi in queste analisi. Sono stati poi sviluppati, implementati questi algoritmi di cui vi accennavamo e non andiamo nei dettagli, per andare a valutare la prevalenza di alcune patologie croniche sulla base dell'integrazione di diversi flussi amministrativi. Vedete che qui i dati non sono dal 2006, molto probabilmente perché alcuni di questi flussi necessari per il calcolo appunto della prevalenza non erano a disposizione negli anni precedenti. Quindi parliamo di cardiopatia ischemica, notiamo un trend molto stabile su questi 7 anni di follow-up, anzi con una leggera tendenza a decrescere nel tempo e sempre con valori decisamente superiori nei maschi rispetto che nelle femmine. La prevalenza di DPCO, l'endopatia cronica ostruttiva, anch'essa non presenta un trend particolare e sempre le prevalenze più elevate nei maschi, che però vanno via via riducendosi. Vediamo nel 2016, questo è un po' inatteso perché generalmente la prevalenza di questa condizione morbosa è decisamente più elevata nei maschi rispetto che nelle femmine. Sì, può essere che sia una decrescita dei maschi e non crescita delle femmine, ecco. È stata valutata poi la prevalenza di asma soltanto nella popolazione inferiore ai 35 anni, dove siamo in grado di identificare attraverso l'utilizzo di pattern di farmaci questa malattia, che può essere poi, diciamo, misclassificata con la BPCA nelle età più avanzate. E qui notiamo invece un trend che è stato osservato anche in altre popolazioni in decrescita della prevalenza di asma. Diciamo che ci si basa molto sulle prescrizioni farmaceutiche, quindi questa decrescita può essere anche un segno di una minor tendenza alla prescrizione di questi farmaci.
da parte dei medici di medicina generale. Comunque nelle femmine, nelle ragazze sembra esserci insomma una decrescita di questa condizione. E per il diabete, dove abbiamo insomma dei tassi, qui stiamo parlando di tassi percentuali, quindi grossi numeri nella popolazione, quindi nell'asma il 7-9%, per quanto riguarda il diabete anche il 5-6%, abbiamo in entrambi i sessi una tendenza a una leggera decrescita nel tempo e sempre uno svantaggio del sesso maschile rispetto a quello femminile. Qui ho riportato un po' l'andamento per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi Covid, in realtà solamente riguardante la prima ondata, diciamo sì, la prima ondata della pandemia, in cui si può notare un andamento abbastanza, ovviamente i numeri sono molto più ballerini perché sono più piccoli di quello che è successo appunto a livello nazionale. Ovviamente so che l'OSA sta aggiornando questi dati con i dati quasi in tempo reale, quindi è ovviamente di interesse questo monitoraggio per la comunità, perché appunto ha una comunità particolare questi dati che comunque la popolazione non è che riesce a ricavare in realtà dai report regionali, ma non vengono mai presentati ovviamente per la sola comunità, per l'URSS o per l'intera regione Veneto. Quindi per concludere, come si è detto, è auspicabile un aggiornamento di questi risultati in termini di anni, quindi il quinquennio 17-21 che includerebbe in pieno ovviamente la pandemia, magari l'aggiornamento con altri flussi come quello del pronto soccorso o il registro tumori, visto che ci siano dei grandi quesiti su questi temi. So che il registro tumori nel passato veneto, quando lavorava Simonato, anche presentava i dati per queste microaree, ma che poi non sono stati più presentati. Se posso dire qualcosa? Certo. Sono stato un medico di medicina generale e ho sempre fatto questo registro tumori. A un certo momento riportavo, io e i colleghi, sono state le ultime ad esistere, portavamo al distretto e ci hanno detto non sappiamo che farcene. Per cui io ho detto ma io penso che i dati del registro tumori sono comunque alimentati in particolare dalle anatomie patologiche e vengono aggiornati, semplicemente non vengono poi presentati a livello delle singole comunità, ma presentati per... Discorso anche questo, che per esempio un paziente con un linfoma non veniva trattato, cioè diagnosticato e trattato... Aiuto. Sì, meglio me che venire qui però. Un paziente con un linfoma non veniva diagnosticato e trattato nell'ASL di Bassano, ma in genere quello di Vicenza, perché l'ASL di Bassano non sapeva assolutamente di che cosa soffrisse questo paziente se il medico di medicina generale non avesse fatto la denuncia di caso di tumore all'ASL distretto. Pertanto, cioè veramente, purtroppo certi dati vanno persi, certi casi vanno persi. Certo, sì, diciamo che l'idea la regione possiede i dati di tutte le ASL, quindi se uno va in un altro ospedale questi dati vengono recuperati a livello regionale, sì, ma in teoria comunque anche a livello l'USTRE riceve la mobilità passiva dei suoi dati, quindi i dati almeno dei ricoveri sono stati recuperati.
per questo studio, i dati solo dei ricoveri. E niente, i punti diciamo di forza di questo lavoro sono appunto stati un monitoraggio della comunità con l'obiettivo appunto di avere degli interventi sanitari preventivi e ovviamente un'osservazione di un invecchiamento progressivo della popolazione, e quindi questo porterà ad un aumento dei fabbisogni della popolazione anziana e un focus sulle patologie croniche. Grazie. Aggiungevo solo una cosa. Dai dati che vi presentate Cristina, vi siete resi conto, era questo che volevo enfatizzare, quante cose si possono fare quando c'è un database integrato. E 10 anni sono molto pochi, sono effettivamente molto pochi, però già possiamo combinare cose alcuni tempi. Quindi è molto importante che esistano questi sistemi, perché e quello che ha presentato Cristina sono solo alcuni esempi. Quindi è importante questo. Ultima cosa sul Covid, avere questo sistema attivo ci ha anche permesso di produrre una serie di report e dopodomani, per esempio, sul quindicinale dell'altopiano esce il bollettino numero 15 di quello che sta succedendo in altopiano dal punto di vista frequenza dei contagi. Tutto questo è molto importante, credo che poche aree siano state così servite da informazioni puntuali sulla comunità, come è successo in altopiano. Ecco, quindi dopodomani chi può si compra l'altopiano e così vede il nostro ultimo articolo. Grazie. Grazie. Funziona. Ecco, ora direi chiedo all'amico Maurizio Busata di attendere un po' per lasciare al professor Lucio Spagnolo, sindaco di Rozzo, questo anche per continuità territoriale. Ci siamo soffermati sull'altopiano di Aciago e comproviamo questa analisi dei comuni altopianesi con l'intervento appunto di Lucio Spagnolo. Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito che avete voluto rivolgermi e ringrazio soprattutto tutti i relatori per le interessantissime indagini svolte e per i risultati dati con tanta precisione e con tanta competenza. L'altopiano è una terra che viene studiata da secoli perché, essendo un po' un'isola sotto tanti profili, si presta a tutti i tipi di indagini epidemiologiche di qualsiasi genere. Essendo io anche un maestro elementare da 40 anni, non posso non ricordare l'indagine fatta dal nostro conterraneo, peraltro il professor Giacomo Stella, sulla incidenza della dislessia, della disgrafia, discalculia in altopiano, che poi ha confrontato con dati a livello nazionale ed internazionale. Anche quella è un'indagine interessantissima che mette in evidenza le particolarità e le peculiarità di quella terra. Grazie quindi a tutti voi per avere voluto dedicarci queste attenzioni. Mi era stato detto di approfondire una cosa che sarebbero non una tesi di laurea, 10 tesi di laurea, come vivere in montagna. Vivere in montagna è sanità, vivere in montagna è turismo, vivere in montagna è trasporti, è agricoltura, è isolamento, è una lingua particolare che non va trascurata come la nostra identità e cultura cimbra. Ci sono tante cose, ma se mi permettete, e permettetemelo perché io non sono bravo e competente come voi, vi racconterò
quanto è successo quando tutti i tecnici del Ministero dell'Economia a Roma hanno deciso di venire in altopiano per vedere come funzionava quella terra e se quel bicchiere che loro ritenevano mezzo vuoto potesse essere riempito. La sfida era con il Cansiglio e con la provincia di Rovigo. Sto parlando del progetto Aree Interne. Quindi si è mossa tutta la troupe del ministro Barca con tutti i suoi tecnici e hanno deciso che avrebbero potuto aiutarci solo se noi avessimo dimostrato che il nostro bicchiere era mezzo pieno, non mezzo vuoto. Ed eravamo in competizione con il Cansiglio e con l'Odigino. Allora loro hanno proposto un'infinità di dati, non belli come i vostri e neanche, permettetemi, se li ho capiti io, facili da capire come quelli che avete dato voi, dati statistici di una complessità unica. E noi avremmo dovuto, sulla base di quei dati, dimostrare che erano reali. Io ammetto di non aver capito molto in quella riunione, ma ammetto anche di aver sentito forte la responsabilità di dover capire. Quindi capite il mio imbarazzo nei confronti di quella situazione. Ero anche presidente di Unione Montana, quindi avrei dovuto capire un po' di più. Non era vero. Allora io ho raccontato loro, ed ecco torno a quel tema bello anche poetico che mi è stato affidato, vivere in montagna. Io ho detto loro cosa è successo ad Elisa e a Martina. Sono due studentesse di un liceo classico. Martina si alza alle 5:20 di mattina e prende l'autobus. Elisa si alza alle 7:10 e prende l'autobus. Raggiungono la scuola e fanno la lezione di inglese. Elisa si collega con l'università, con una scuola, non so se l'università di Manchester, e fanno in diretta lezioni in comune. Martina inglese. Quando è ora di fare biologia, l'Università di Padova si presta ad offrire i propri laboratori ed Elisa fa biologia all'Università di Padova. Martina fa biologia a scuola. Quando è ora di fare educazione fisica, Elisa ha le strutture più moderne e Martina fa ginnastica. Potrei andare avanti con altri esempi, ma avete capito. Ho concluso quel mio intervento, che era simile a questo, dicendo che alla mattina, quando si sveglia, Martina vede un meraviglioso mondo fatato, bellissimo, pieno di neve come quello di ieri e di oggi, e Elisa vede le brume del Brenta nelle anse vicino a Limè. Sono mie due nipoti e hanno fatto la stessa scuola. Si sono laureate e hanno preso 2 lauree tutte e 2. Martina viveva in montagna. Si tratta quindi di dare alla montagna le opportunità, di dare a Martina le stesse opportunità di Elisa, di dare alla montagna le opportunità della pianura. Questo è il compito del sindaco e di chi vuole amministrare la montagna. Aggiungo una piccola cosa e poi mi taccio. Quando questi signori hanno portato tutti quei dati incomprensibili, erano dati inconfutabili, scientifici e di una precisione unica, a noi poco comprensibili. Ma sapete, se non si ascolta la montagna per fare i dati della montagna, non dico in campo, magari non in campo medico, perché insomma là dove c'è un approccio strettamente scientifico, quell'approccio vale in tutto il territorio, ma quando si parla di un approccio sociologico, sociale, territoriale e storico,
va riconosciuta la specificità di quel territorio, perché fare una legge agraria a Roma o a Venezia non è che può essere bellissimo. Considerare anche che quel malgaro sta facendo il formaggio dietro era di rame, il grande pentolone, che era di suo nonno. Ed è di suo nonno ha un valore che è diverso rispetto al fare in montagna. Credo che l'esempio regga. Quindi, ecco, quando si parla di montagna, quando si propongono esattamente tutte queste problematiche e si cerca soluzioni come avete fatto tutti, perché è bello quando poi uno ha parlato dei problemi sentire che ha soluzioni. Dovrei dire ai nostri politici ed amministratori che stanno sopra di valutare la montagna, di ascoltarla, ma soprattutto nel momento in cui si fa una norma o una legge, di sentire il profumo dei montanari. Grazie. Grazie per questa testimonianza che ci fa molto riflettere. Mi ha colpito dare alla montagna le opportunità della pianura e dare alla pianura l'opportunità della montagna. È estremamente efficace e sintetico. Mi ricordo così altre enunciazioni di studiosi quando scrivono la pianura non è stata la montagna, no? Ma però anche alla montagna bisogna dare il diritto alla pianura. Ecco, siamo lì, che vuol dire rispetto delle peculiarità territoriali, ambientali, della storia e anche dell'identità. Ecco, grazie. Ecco, siamo giunti al dottor Maurizio Busatta. Chiedo però aiuto al tecnico perché purtroppo non c'è il video. Maurizio? Sì, sono qui. Mi sentite? Ecco, allora noi adesso provo a girare. Pronto? Sì, Mi sentite? prego Maurizio. Sì. Allora, buonasera, grazie dell'invito. Un cordiale saluto da Belluno. Mi scuso se per motivi tecnici questo mio intervento è solo audio, peraltro lascio alla Fondazione il testo scritto e pertanto c'è la possibilità di avere anche il riscontro diretto del mio ragionamento. Il tema che mi è affidato è il difficile punto di equilibrio della continuità assistenziale nelle zone di montagna. Il servizio sanitario pubblico e universalistico deve assicurare, noto ed è stato già detto, le cure a tutti i cittadini con tempi di accesso uniformi e una cornice coerente che dal domicilio passa attraverso i servizi territoriali e si spinge fino all'ambito ospedaliero. Simile assunto non è facile da declinare in aree difficili, qual è anche il caso delle zone montane. In Veneto, la provincia di Belluno, la montagna vicentina e quella veronese, per un totale di circa 300.000 abitanti. Partendo da qui, da questo assunto, fin dal 2001, grazie al lavoro della Commissione ministeriale per i problemi della sanità in montagna e al suo rapporto conclusivo, tuttora di indubbio interesse, si sono avviati approfondimenti attorno a quello che dovrebbe essere il modello organizzativo più adatto ai territori in quota, sia dal punto di vista delle dotazioni strutturali, anche in termini di urgenza ed emergenza, sia in ordine ai percorsi diagnostico-terapeutici da privilegiare, sia in rapporto all'assistenza di base da garantire senza slabbrature. L'organizzazione dei servizi sanitari e di quelli sociosanitari nelle zone montane presenta infatti caratteristiche peculiari che richiedono soluzioni e assetti differenziati rispetto alle aree di pianura. Ragionamento facile da portare avanti, ma complesso nella ricerca di un punto di equilibrio che risponda efficacemente a criteri di appropriatezza e sicurezza, parametri imprescindibili per assicurare una buona sanità. A livello nazionale, la pandemia ha avviato un generale ripensamento del modello organizzativo
e delle soluzioni su cui concentrarsi dal punto di vista assistenziale. Tocca ora alla Regione disegnare sul territorio il sistema assistenziale più adeguato. Il piano sociosanitario veneto vigente ha un orizzonte fino al 2023 e si articola in schede di dotazione ospedaliera e di dotazione territoriale, con lo scopo quest'ultime, cito testualmente, di garantire la continuità dell'assistenza e delle cure. Il piano sociosanitario porta una clausola di salvaguardia a favore del bellunese ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto, che ne riconosce la specificità. Tale previsione è rafforzata anche dalla legge regionale numero 25 del 2014, la quale all'articolo 10 per le attività sanitarie e sociosanitarie svolte nei comuni montani prevede la regolazione dei relativi riparti sulla base, oltre che della quota pro capite ponderata per classi di età, che è diciamo il criterio generale, anche delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio sociodemografico. Previsione per il momento bypassata con un generico stanziamento nel Fondo Sanitario Regionale sotto la voce finanziamenti indistinti per specificità territoriali. Nel 2021 16 milioni all'azienda ULSS Dolomiti e 6 milioni a quella pedemontana. In forza di questo apparato normativo, la Regione Veneto dovrebbe farsi carico di una maggiore e, se posso dire, particolare attenzione verso le sue zone montane. In primo luogo, mediante finanziamenti aggiuntivi a copertura dei maggiori costi strutturali, è il cosiddetto differenziale montagna non ancora standardizzato, poi irrobustendo la rete 118, che è un punto nevralgico del sistema sanitario più moderno, con un appropriato numero di ambulanze medicalizzate e il supporto del soccorso, nonché sviluppando la telemedicina e gli altri strumenti che la sanità digitale mette a disposizione degli operatori a domicilio. Inoltre, sottolineo, la Regione dovrebbe valutare come favorire l'esercizio della professione di medici e pediatri nelle località disagiate, dando vita a servizi innovativi anche multiprofessionali. Sono due facce dello stesso problema: la cronica carenza di personale medico, infermieristico e assistenziale qualificato, in primo luogo, e in secondo luogo la resistenza ad introdurre nella medicina di famiglia formule organizzative avanzate. Purtroppo il Veneto ha dovuto abbandonare la sperimentazione delle cosiddette UTAP, unità territoriali di assistenza primaria, per un improvvido intervento censorio da parte della sezione regionale della Corte dei Conti. Detto ciò, prima di scendere in ulteriori dettagli, vale la pena di ribadire l'urgenza di incentivare l'esercizio della professione nei comuni di montagna, a cominciare, come dicevo, da quelli più periferici. Il contratto di lavoro discende da un atto di carattere nazionale, però al contratto nazionale possono fare seguito accordi territoriali. Su quest'ultimo livello decentrato di contrattazione dovrebbero inserirsi gli incentivi per i medici di montagna. Se ne parla da tempo. La bozza dell'annunciata nuova legge in materia di disposizioni in favore delle zone montane, che dovrebbe vedere la luce nel 2022, sancisce che il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono con misure economiche e con altre provvidenze coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendano svolgere la propria attività professionale presso strutture ed enti situati in comuni montani, e altrettanto propongono nella stessa direzione ordini del giorno presentati in Parlamento. L'auspicio però non basta, qualcosa dal lato della premialità va fatto, anche perché l'emergenza si estende all'ambito degli operatori sociosanitari
che prevalentemente operano nelle strutture per anziani non autosufficienti e disabili. Di recente la Provincia Autonoma di Trento ha firmato un accordo con i sindacati di medici di medicina generale per fronteggiare le crescenti difficoltà nel garantire stabilmente il servizio di continuità assistenziale su tutto il territorio provinciale e ampliare le forme associative tra professionisti. In un ambito più ristretto, sempre di recente, l'azienda ULSS 1 Dolomiti ha lanciato un avviso per le guardie mediche accompagnato da un pacchetto completo di appartamento, incentivo economico e formazione sull'emergenza urgenza. La continuità assistenziale riveste infatti fondamentale importanza strategica, ma ai noi evidenzia smagliature sempre più frequenti. Continuità deriva da continere, tenere insieme. Questa è la prima condizione sulla quale misurare i processi di governo, di tutela, di promozione della salute, tenere insieme tutti i fattori, tanto più in territori come quelli di montagna, dove il tessuto sociale si presenta più vulnerabile e che peraltro bisogna impegnarsi a tenere insieme proprio per rendere esigibile il diritto di cittadinanza alla salute, il diritto fondamentale alla salute. Nel panorama delle regioni italiane, il Veneto, non si può dimenticare, si è sempre distinto per l'approccio di forte integrazione sociosanitaria portata avanti nelle politiche di welfare. La domanda da porsi suona allora così: siamo ancora un sistema sanitario noi veneti in grado di infondere nelle persone, nelle famiglie che abitano in quota, sicurezza, fiducia, serenità nell'affrontare i propri problemi di salute? Ora, il problema dei territori di montagna è il loro ristretto e frammentato bacino di utenza, a cui, senza contare la gestione di flussi turistici, si aggiungono le distanze di molti paesi dalle strutture di riferimento. Una parola va spesa per la buona volontà del volontariato che assicura il trasporto a chiamata, inteso proprio come risposta a una fragilità sempre più presente, oltre che per il volontariato che assicura il trasporto sanitario su e giù per le valli. Cito l'Agordino, con 300 volontari coinvolti e oltre 120.000 chilometri percorsi all'anno. Guardando in controluce il ventaglio di risposte che i territori montani ricevono, distinguiamo, è stato già in parte accennato, fra ospedali, strutture intermedie e medici di base. La programmazione regionale, sulla base delle cosiddette schede ospedaliere, si basa sul modello a rete hub and spoke, con ospedali anche di base in zona disagiata a Pievicadore, ad Agordo, ad Asiago, a Valdagno. È opinione abbastanza diffusa che tutti insieme, questi presidi, dispongano di un numero di posti letto al limite delle necessità, anche se la regione fa presente il calo della popolazione e le novità tecnologiche che consentono tempi di ricovero più brevi. In ogni caso, la situazione dovrebbe essere esaminata da un altro angolo visuale, vale a dire il sistema sanitario così disegnato è in grado di offrire servizi allo stesso tempo ad elevata complessità e talora salvavita, in linea col principio sacrosanto per cui almeno l'80% della casistica possa essere risolto in un ambito provinciale? Non è facile esserne francamente sicuri. La concentrazione delle alte specialità dell'alta tecnologia nell'ospedale hub nasce, o ospedale di riferimento, nasce dalla necessità di garantire casistiche adeguate e di mantenere elevate le competenze delle equip coinvolte. Sovente, però, mancano la definizione per ciascuna sede di rete, per ciascuna sede di rete, di una precisa funzione assistenziale senza creare doppioni e le modalità di coordinamento con l'ospedale di riferimento provinciale. Il giudizio si fa più problematico quando lo sguardo dall'ospedale spazia sul territorio. L'organizzazione sempre più integrata tra ospedale, strutture intermedie e territorio è delineata nello stesso piano sociosanitario fin
dalle sue prime righe, però rappresenta un traguardo ancora lontano. A tale constatazione si aggiungono la mancata messa a punto di adeguati percorsi a misura delle zone montane e l'evanescente prospettiva di una rete assistenziale di prossimità di cui si parla nei convegni specialistici senza nessun concreto sviluppo sul territorio, senza che con questo approccio si vadano a depauperare gli ambulatori frazionali o più periferici. Cito anch'io la Corte dei Conti nel suo rapporto più recente, quello del 2020. La Corte, in sostanza, indica la strada da seguire con queste precise parole: riorganizzazione dell'attività dei medici di medicina generale, reti specialistiche multidisciplinari, oltre che il potenziamento ulteriore di assistenza domiciliare integrata e assistenza residenziale. Sono scelte, dice la Corte dei Conti, obbligate. In questo perimetro è dunque racchiusa la sfida che attende il servizio sanitario sul territorio al giro di boa del post-virus. Un giudizio, mi permetto di osservare, quello della Corte dei Conti, che non dà ragione a chi si è opposto alle chiusure dei piccoli ospedali, perché nello stesso documento i giudici contabili precisano che tali presidi ospedalieri, virgolette, presentano rischi maggiori in termini di esiti finali delle cure, chiuse le virgolette. Fermo restando, insiste la Corte dei Conti, insiste la Corte, la necessità di servizi territoriali più adeguati di quanto attualmente esistente. Un cenno mi sia concesso fare anche il tema dei punti nascita negli ospedali di montagna. Nel mirino per ridotto numero di parti l'anno. È vero che la Regione Veneto non ha chiuso i punti nascita in montagna, ma di fatto sconsiglia, diciamo pure, e giustamente a mio avviso, questa operatività. Al contrario, l'Emilia-Romagna ha in corso una sperimentazione su 2 realtà dell'Appennino, una sperimentazione molto costosa, fondata su un protocollo molto stringente, siglato col contributo delle università di Bologna e di Parma e il concorso sia delle aziende ospedaliere sia di quelle territoriali. Non sto qui a descrivere il protocollo, ma in buona sostanza sono consentite in queste realtà periferiche solo parti programmati, perché qualsiasi emergenza rientra immediatamente in altri percorsi. E quindi resto prudente, anche se prendo atto che l'Emilia-Romagna ha deciso di destinare a questa sperimentazione consistenti risorse. Insisto invece su un altro punto. La priorità delle priorità nelle zone montane è dare impulso a un modello di assistenza territoriale robusto e sinergico, quasi si trattasse di una filiera interattiva. Un primo cambio di passo è venuto col decreto legge rilancio, con una prospettiva di rivisitazione dell'attività territoriale che non suona inedita per la Regione Veneto, la quale sotto questo profilo è stata battistrada fin dagli anni '70, come già accennavo, nell'integrazione sociosanitaria, proprio intesa come piattaforma sulla quale poggiare un'effettiva continuità assistenziale. Per tenere insieme le cure, dall'ospedale al territorio al domicilio, una partita destinata a diventare decisiva e a dispiegare effetti rilevanti se, come è auspicabile, la riorganizzazione della rete territoriale diventerà un timbro saliente, l'orizzonte da condividere nei prossimi mesi ed anni. Del decreto rilancio mi piace richiamare l'introduzione della nuova figura dell'infermiere di comunità, il che significa una maggiore vicinanza al paziente, al cittadino, perché non si può non sottolineare che gli infermieri sono professionisti laureati che vengono finalmente valorizzati nelle proprie competenze
è che circa 2/3 delle prestazioni di medici di famiglia sono di carattere infermieristico. Quindi, se effettivamente si potranno portare a termine le assunzioni, sia pure per adesso a tempo determinato, previste dal decreto legge rilancio, si tratta di un'opportunità che bisogna in qualche modo auspicare di vedere prendere radici anche in montagna. L'infermiere di famiglia o di comunità è una delle articolazioni del distretto sociosanitario. In Veneto si discute molto sul ruolo dei distretti sociosanitari perché complessivamente nel corso dei periodi di valenza dei diversi piani sociosanitari, gli stessi si sono ridotti. Ora abbiamo la scommessa del PNRR Italia Domani, a cui è già stato fatto cenno e che non intendo qui richiamare nelle sue linee essenziali, che comunque sono imperniate su un percorso fortemente integrato. Cito non solo la novità delle case della comunità, novità nel caso Veneto e in generale di tutte le regioni italiane, con qualche eccezione in parte sperimentate, ripeto, in parte sperimentate in Emilia e in Toscana, gli ospedali di comunità come anello di congiunzione tra il consiglio ospedaliere e il domicilio, ma anche sull'assistenza domiciliare, pur avendo il Veneto una media che si avvicina al 5% degli ultra 65enni, l'obiettivo fissato dal PNRR è, come noto, quello del 10% degli assistiti ultra 65enni entro il 2026. Vedremo anche quante nella stessa regione saranno le case della comunità e le centrali operative territoriali, un modello che in parte è già attivo nella nostra realtà regionale. In effetti, leggendo il PNRR, io più di una volta sostengo che mi sembra di leggere in molte parti il nostro piano sociosanitario regionale, il che è un giudizio di merito, perché le linee guida del piano sociosanitario 2019-2023 immaginano proprio di realizzare questo tipo di sviluppo dell'assistenza territoriale. Però fra le dichiarazioni contenute nel piano e poi quanto si può misurare sul territorio, la distanza purtroppo non è ancora rilevante. Oltre che il tema in generale assistenza territoriale, credo che in chiave veneta una delle sfide principali riguardi anche lo sviluppo della telemedicina, una delle prospettive declinate nel PNRR con notevoli aspettative, come del resto dimostrano le esperienze pilota finora realizzate. Il PNRR definisce la telemedicina un formidabile mezzo per promuovere l'assistenza domiciliare e il miglioramento dell'intero percorso di prevenzione e cura. A parte la questione nodale della connettività anche delle zone, diciamo, a fallimento di mercato, ci sono alcune buone pratiche in essere, di cui 3 mi permetto di citare come esempi, come buone prassi a cui guardare. Cito innanzitutto il progetto Rinasco realizzato dalla Fondazione Merloni dopo il terremoto del 2016 nel centro Italia. È volto questo progetto a contrastare con un Health Point a San Ginesio in provincia di Macerata i trend che vedono le aree montane appenniniche perdere anche loro popolazioni, servizi, competitività. Il sistema del progetto Rinasco rende possibile acquisire automaticamente dati provenienti sia da dispositivi medicali sia da device dedicati ad applicazioni specialistiche, e questo presidio è stato dimostrato ha contrastato già alcune tendenze a lasciare il borgo da parte degli abitanti.
Un altro esempio che mi permetto di segnalare è il progetto di area vasta appena avviato dal Fondo dei Comuni di confine con la provincia di Belluno, che vede l'azienda Ulsuno Dolomiti capofila con un proprio cofinanziamento di un investimento di complessivi 1,5 milioni di euro, di cui 1,2 per apparecchiature medicali, finalizzato questo progetto alla gestione di pazienti a distanza per consulti sia all'interno dell'ULSS medesima che in prospettiva nell'ambito del sistema regionale Veneto, con contestuale incremento della dotazione di veicoli per raggiungere le sedi periferiche sul territorio. Terza buona prassi che cito, il recente decreto ministeriale che stanzia 10 milioni di euro per offrire strumenti di telemedicina alle farmacie dei comuni con meno di 3.000 abitanti, per portare, questo è lo slogan adottato, la salute vicino ai cittadini. Purtroppo la missione salute del PNRR ha un lato debole che nessuno può sottovalutare. Il fatto di prevedere questa scommessa sull'assistenza territoriale, però senza spingersi molto sul terreno del miglioramento strutturale degli edifici ospedalieri e dei centri servizi anziani, che il piano affronta in modo poco incisivo. Non cito i dati di un'indagine Nomisma sugli effetti, sull'impatto che gli investimenti nella riqualificazione edilizia ospedaliera ed extraospedaliera, sociosanitaria può indurre, ma richiamo la vostra attenzione sul fatto, sempre all'interno del PNRR, che la missione 5, che si distingue dalla missione 6, la missione 6 è la salute, 20 miliardi complessivi ed è quella meno consistente di tutta il piano nazionale, la missione 5, inclusione e coesione, stanzia una cifra abbastanza limitata, mezzo miliardo, 500 milioni, per il sostegno alle persone fragili e anziane per rafforzare i servizi di prossimità. 300 milioni di questi 500 riguarderanno la riconversione delle RSA e delle case di riposo esistenti in gruppi di appartamenti autonomi, cito testualmente, riducendo così la necessità di istituzionalizzare gli anziani, garantendo loro tutte le cure necessarie in un contesto autonomo e socialmente adeguato. Ora, ancora nei primi anni 2000, proprio come assessore del comune di Belluno, avevo attivato con l'ATER un interessante progetto di co-housing che, dotato di adeguate risorse, desse risposta alle esigenze abitative di persone anziane solo parzialmente autosufficienti, esigenze che a fatica sono soddisfatte nei tradizionali modelli abitativi. Il presupposto di tale programma di co-housing scaturiva dall'osservazione che se non si cura a sufficienza chi gode e può godere di vita autonoma, prima o dopo questa persona necessita di una risposta assistenziale più onerosa dal punto di vista della spesa sociale. A distanza di tempo posso testimoniare che l'operazione formalmente è stata portata a termine, ma per carenza di domanda, sottolineo carenza di domanda, non ha avuto successo dal lato del contesto addizionale che si intendeva realizzare. Motivo per cui l'indicazione del PNRR di scommettere sull'inclusione degli anziani attraverso l'opzione degli appartamenti per la vita autonoma, tutt'altro approccio a quello che punta all'invecchiamento attivo, ma di cui semmai si parlerà in altra sede, merita di essere verificata la prova di fatti, almeno per quanto riguarda le zone montane e la cultura che in queste aree da tempo è presente. Ricordo, sempre citando il PNRR, che il Parlamento dovrà approvare, dopo la legge quadro per la disabilità, anche la riforma legislativa organica degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, provvedendo alla formale individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui possono fruire,
sono un aspetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ancora in mezzo al guado. I principi fondamentali della riforma sono quelli dei punti unici di accesso sociosanitario. In Veneto la chiamiamo porta di accesso ai servizi sociosanitari e ne sono responsabili i comuni, singoli associati, ma senza l'ancoraggio quasi sempre di un case manager, cioè di un professionista che a pieno titolo prenda in carico il caso o il paziente, nonché dell'individuazione nella riforma da fare di modalità di riconoscimento della non autosufficienza basate sul bisogno assistenziale, sul caso clinico analizzato in modo multidimensionale, il progetto individualizzato, tutte cose che conosciamo anche in Veneto e che però bisogna in qualche modo accelerare e declinare in concreto. Dottor Busatta, Sì, passo alle conclusioni. per cortesia, se puoi magari passare alle conclusioni. Sì. Le conclusioni sono sostanzialmente richiamata una sentenza recentissima della Corte Costituzionale, la quale afferma, a proposito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, che la loro mancata definizione rappresenta un ostacolo al pieno superamento dei divari territoriali. La conclusione è fatta attraverso 3 domande molto veloci. Voi sapete che c'è un intreccio di competenze fra comuni e aziende ULSS nell'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie che bisogna in qualche modo ripensare. La sollecitazione è perché questo ripensamento avvenga con una certa flessibilità ma anche urgenza. Lo strumento fondamentale della programmazione locale, cioè il piano di zona di servizi alla persona, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, quindi ancora un anno, però è da chiedersi anche se è opportuno a questo punto sapere qual è la scadenza effettiva del piano sociosanitario, cioè se lo stesso potrà reggere fino alla scadenza del 31 dicembre 2023 alla luce delle strategie del PNRR. Un'indicazione di metodo e poi sono proprio alle parole conclusive. La programmazione sanitaria e sociosanitaria dedicata alle zone montane dovrà sempre più qualificarsi per una intrinseca capacità di differenziazione, con specifiche deroghe organizzative, con effettivo riconoscimento dei connessi sovraccosti, con politiche incentivanti dirette e indirette verso il personale impiegato e con un approccio di rete profondamente sistemico tale da implementare l'infrastrutturazione sociale del territorio. E mi piace dire che proprio stamattina, celebrando la giornata internazionale della montagna, il presidente Mattarella ha detto testualmente: far riabitare i territori montani significa riabilitare e realizzare le indispensabili infrastrutture sociali. Sono felice di questa affermazione da parte del presidente Mattarella e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie dell'intervento. Ecco, dopo aver concentrato la nostra attenzione sul piano di Asiago prevalentemente, è risultato particolarmente opportuno dirigere attenzione anche la nostra sensibilità verso la provincia di Belluno, che ha le sue peculiarità che sono state messe opportunamente in luce. Ecco, abbiamo bisogno anche di questo confronto, di questa analisi comparativa sulla quale io insisto frequentemente tra le varie aree della nostra regione, aree differenziate che meritano una particolare attenzione. Grazie dottor Busatta e ora per concludere questo incontro la parola al professor Stefano Piazza. Ha dato questo titolo molto sintetico, Riflessioni conclusive. Professor Piazza? Sì. Eccoci. Bene. Buonasera. Ecco, siamo alle battute finali.
dopo aver ascoltato relazioni così significative sui vari aspetti del sistema sanitario e della salute, tocca a te, come dire, darci alcune indicazioni di massima relativamente agli anni che verranno, relativamente alle sfide del nostro futuro. Grazie, adesso... Grazie. Grazie Presidente. E buonasera. Buonasera a tutti i relatori. Nell'avviare il tentativo di tracciare qualche riflessione conclusiva, non è possibile eludere la cifra euristica che in esordio ha evocato il professor Filiberto Agostini. E la cifra euristica, che connota peraltro anche l'impegno della Fondazione in questo progetto, come ricordato, è quello della interdisciplinarietà. Io credo che questo incontro abbia segnato in modo significativo e patente come per affrontare i problemi della montagna per ciò che concerne la questione sanitaria, l'approccio non possa che essere interdisciplinare. E del resto questa esigenza nell'ottica di analisi di questi problemi emerge in modo ineludibile, direi, se prendiamo in considerazione proprio l'intervento appena ora concluso del dottor Busatta, un intervento assolutamente articolato in estensione e direi risolutamente approfondito in intenzione analitica, che ci ha offerto uno scenario, diciamo, in itinere delle problematiche, uno scenario dal quale mi permetto di estrapolare solo alcune componenti che peraltro vanno ad agganciarsi anche alle riflessioni e agli interventi precedenti. Il primo elemento desumibile dalla caleidoscopica impostazione del tema che ha dato il dottor Busatta è quello della complessità crescente, sia dei problemi sia degli approcci di governo alla sanità in montagna. Complessità crescente che deriva non solo da quel ancora indistinto, ancora non standardizzato differenziale montano che diventa ineludibile per quanto riguarda i problemi della sanità, ma che deriva anche dalla necessità, anch'essa inevitabile, di riscoprire, rinsaldare gli interventi con una delle dimensioni emerse in tutte le altre riflessioni, quella della comunità. Nell'ultimo intervento si è parlato ad esempio di infermieri di comunità,
si è parlato di formule organizzative avanzate adatte ai processi, diciamo, sanitari necessariamente differenziati che operano in montagna. Si è parlato di una telemedicina che possa costituire anch'essa un apporto differenziato, un apporto sulla via, diciamo così, della sensibilizzazione alle tematiche del appunto differenziale montano, ma di comunità e quindi di raccordo degli interventi della sanità sulla sanità, per la sanità, alle comunità. Ne ha parlato anche, e in modo intenso e paradigmatico, Anna Rita Rigoni Stern, quando nella sua relazione, ad esempio, fa venire ad immersione un concetto, anche questo molto caro al gruppo di lavoro che si è insediato presso la Fondazione in occasione di questo progetto regionale, cioè quello di identità sanitaria. Identità sanitaria legata all'altopiano, in questo caso, legata alla specificità della zona appunto dell'altopiano, ma che può essere anche un paradigma da estendere a quelle che giustamente il professor Agostini diceva, le realtà differenziate delle montagne venete. E attenzione, un'identità sanitaria, rilevava ancora Anna Rita Rigoni Stern, che deve essere studiata, sondata, monitorata in modo costante, sistematico e scientifico. Ed ecco allora l'aggancio inevitabile, non solo con l'affresco illustrativo, prodromico, propedeutico che ci ha offerto il professor Lorenzo Simonato, ma anche con l'acribia scientifica, la puntuale analisi ricognitiva, la precisione e la puntualità esplicativa di natura scientifica che ha illustrato e che ha caratterizzato l'intervento della professoressa Canova. Appunto, interdisciplinarietà. Quella interdisciplinarietà che è parsa anche venire in evidenza e ad emersione in fondo nella relazione di esordio della dottoressa Silvia Vigna, perché a pensarci bene, pur nella estrema tecnicalità dei metodi descrittivi e degli approcci analitici, la dottoressa Vigna ci ha riservato oggi pomeriggio una rilettura storica, diacronica degli accadimenti sanitari precedenti, della situazione sanitaria precedente al Covid e degli accadimenti sanitari e comunque appunto rilevanti per la sanità pubblica dopo, durante e in prospettiva dopo appunto l'emergenza covidica. E lo ha fatto attraversando e esplorando quegli stessi anfratti
assetti istituzionali, il rapporto con la regione, il rapporto con lo Stato, il patto tra Stato e regioni, la normativa, gli assetti istituzionali, in una esplorazione assai simile nel metodo a quella tratteggiata dal dottor Maurizio Busatta. Insomma, in definitiva, relazioni diverse, relazioni appartenenti ad ambiti disciplinari diversificati, relazioni anche professionalmente orientate in modo differenziato, ma tutte convergenti in quella, diciamo, in quella aspirazione, in quella vocazione, in quella finalità specifica rivolta alla montagna come realtà particolare da proteggere, come realtà particolare da trattare con delle come dire, particolari metodologie, con dei particolari approcci e particolari sensibilità necessarie per venire incontro a quell'aspetto che in fondo è stato evocato da Lucio Spagnolo, sindaco di Rozzo, il quale nella sua relazione, nel suo intervento, pone un problema di non poco conto, in qualche modo di natura epistemologica, se non addirittura gnoseologica, e che attraversa le relazioni di questo pomeriggio, scientificamente impostate, culturalmente attrezzate e direi anche istituzionalmente, come dire, orientate. Il problema è di capire se l'approccio scientifico, meramente scientifico, solamente scientifico, a questa tematica enorme, problematicamente estesa, sconfinata, che è quella della sanità in montagna nel tempo dell'emergenza, possa essere davvero l'unico spendibile nel sentire la montagna, nell'ascoltare la montagna, nella sua specificità. E allora io credo che sia particolarmente generativo e costruttivo raccogliere questi due versanti che hanno caratterizzato l'incontro di oggi, il versante scientifico, il versante problematico, il versante illustrativo, ricognitivo, e quello, come dire, più esistenziale che ci lega alla montagna, perché lo diceva Anna Rita Rigoni-Stern, la salute fa parte. Ce ne siamo accorti dopo il Covid, con il Covid, delle questioni vita e morte, delle questioni dell'esistenza. E forse allora mi avvio alla conclusione ringraziando di vero cuore non solo ovviamente la Fondazione, gli illustrissimi relatori di questa sera, e esprimendo la gratitudine alla tenacia progettuale del professor Filiberto Agostini e del suo gruppo di lavoro dell'Università di Padova, il professor Gabriele Patrizio, il professor Enzo Paolo Vedova, che tanto hanno dato per questo progetto. Concludo che questa
diciamo, prospettazione possibile può essere quella da seguire, quella da preferire, da coltivare, da mantenere, da valorizzare, da rendere generativa proprio alla luce di quanto, ad esempio, Ilaria Capua ha scritto non più tardi di ieri sul Corriere della Sera. Certo è, scrive la dottoressa Capua, che negli studi futuri che riguardano la preparazione e la reazione a fenomeni epidemici o pandemici sarà essenziale una più stretta collaborazione fra le scienze naturali e biomediche, ne abbiamo avuto testimonianza oggi, con quelle sociali, oltre che sviluppare una osmosi e una più ampia permeabilità alle discipline umanistiche in generale. Forse sarà perché la pandemia è un fenomeno di insieme che si rendono più evidenti le complessità dei nuovi problemi che per loro natura devono essere affrontati in maniera multidisciplinare. Io credo che quest'oggi, questa sera, questo incontro, grazie alle vostre relazioni, ai vostri contributi, abbiano segnato una tappa fondamentale anche per la Fondazione Onlus di Storia di Vicenza su questo percorso e per questo traguardo. Grazie della vostra attenzione e buonasera. Grazie professor Piazza per questo intervento che riassume in modo magnifico le linee portanti di questo pomeriggio. Ecco, molto opportunamente è stato evidenziato questo impegno interdisciplinare che del gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Politiche, gruppo di lavoro che è qui presente continuativamente presso la Fondazione di Storia. Interdisciplinare spero che sia anche la cifra del nostro impegno per gli anni prossimi, in particolare per non allontanarci troppo dal presente per la progettazione del 2022 che ci vede impegnati su questi temi. Oggi abbiamo posto insieme a voi naturalmente le basi, spero, di una futura collaborazione che auspico, sono sicuro che anche da parte del Presidente della Fondazione Paolo Scaroni, dei due vicepresidenti Luigi Menegatti e Dario Serenzato, questa propensione, questa inclinazione alla collaborazione sia molto ben accolta. Quindi da parte nostra c'è la piena disponibilità. Ecco, e mi auguro anche che questi rapporti che sono stati avviati da alcuni mesi a questa parte siano vivificati da nuovi incontri e anche rapporti personali. La Fondazione, come vi dicevo, vorrebbe impegnarsi anche sul tema del vivere la terza età nelle montagne. Cosa significa? Quali sono le differenze con la pianura, con gli ambienti urbani, con quel mondo caotico che sembra come dire, coinvolgerci, avvolgerci tutti. Ecco, sono temi che a noi piacciono tanto. E abbiamo anche un altro progetto che speriamo di portare a buon fine nel 2023, cioè un convegno internazionale, l'Arco Alpino Cuore d'Europa. Ecco, perché è davvero sotto il profilo geografico l'Arco Alpino rappresenta il centro. Ecco, quindi riflettere sulla realtà a nord delle Alpi, sul versante settentrionale che si apre al mondo, all'Europa continentale, e riflettere sul versante meridionale che si apre verso l'Europa mediterranea, credo sia molto utile e proficuo per dare un senso anche in questo caso comparativo alle varie realtà delle nostre montagne, dell'arco alpino che va dalle Alpi marittime sino a quelle giuride. E quindi è una riflessione che noi vogliamo proporre coinvolgendo anche voi. Se ci sono interventi da parte dei presenti
o qualche annotazione supplementare, abbiamo ancora qualche minuto, al 18 comunque chiediamo, e niente, allora credo di rinnovare intanto un ringraziamento sincero a tutti i relatori, auguro anche buone festività, ormai siamo alla fine dell'anno e avremo un altro anno impegnativo davanti, e poi la loro presenza è di conforto anche per me, perché come sapete lavorare da soli è sempre problematico, lavorare in comunità, lavorare in gruppo dà forza anche nei momenti di difficoltà, di debolezza e di fragilità, quindi faccio affidamento su tutti voi. Grazie e buonasera. Grazie.